ma come mi fa? Mannaggia a me e quando mi mette a scusare che lui spratone patate, ma fosse rotte e gambe quando è troppo municipio. Ah, cosa che mi dica? Recita moglie Don Felice che non mi guidasse. Che moglie? Come che moglie? Donna Luisella. Ah già, moglie, che le ha innamorata. Ma perché che è stata? Ah, ieri sera stava affacciato al balcone, aspettando che passava che lo giovinotto che aveva fatto per me. Tutta insieme venette e si mettette a Luca e diceva, non sto bene a far morire la coppa funesta. Te ha fatto scrupolo a Luisella, perché che le caffè sta bene. E poi tu si figlia a me e hai raccontato solo a me in questa casa e a nessuno più. Ma voi venite a Roche stava aspettando sto guaia. Ma avete ricco buono, non concetto. Ovvero che abbiamo passato guai. E ma per un mill'anno che forniscono questi 4 mesi. Non voglio famiglia. Mamma mia, ma che gente disperata e superba che siete. Uè, noi siamo l'immesso superbo, non abbiamo raccontato a te. Per quando poi la disperazione non potete proprio parlare. Sempre più disperate lui state. E avete ragione, che baggiarisce. Me ne sapia solamente con quello sfurcato di marito, ma che mi sa questo. Ma va trova, qua giorni che sta, fornisce malamente in questa casa. Anna Luisa, tu senza che fai la guappa fornisce malamente e non fornisce malamente. Noi non siamo fatti gente in mezzo a via che ci vogliamo via appiccicando. Perciò zitto, piglia da rubicella toia e va vattene. Ma pia rubicella e me ne vado. Anna con lei che avete mica pazziella in capo. Veniate voi, ma non io. No, veniate voi, perché papà facette l'affitto. So firmaia. E o padrone casa perché c'aretta? Perché Feliciella facetto garanta. Chi lo piazzisce. Intanto mio padrone casa avanza 5 mesate e io voglio sapere che caccia si soldi. Issa ha da pensare prima a me spigna i vigni. E specialmente poi l'agnello che turchina che mi impegnai per far mangiare. E io sapevo che a che stai mi arriva. L'agnello che turchino, come se avesse visto questo grande oggetto. Non luccio tutto strutto. Non so quanto mi sa che il povero impegnatore mi era 5 lire sulla mano lo cielo. Ecco volete a me. Io in fondo ero una sarta. E che il povero oro mi faceva che fatica. Avessi fatto amore pure io con un signorino. Mamma, c'allava con mica. Ma voi vedete che è come van guidare gente. E dire siamo forniti. Ma non ce la faccio più. Ma stai torturando. Stai. Oh. Uè, va a rapire la porta, va. No, non voglio rapire. Perché può essere che Don Felice non lo voglia rapire. E ma può essere pure che Patete. Chi ne sa niente. E io manco voglio rapire perché se è chi l'assassino e marito mi come stongo mo, le rongono morse in capo con veleno. Va a rapire. A porta. E che stiamo solo noi, Cadinda, la rapa tua. La rapa in un baca. Ma poi tu fai tutta resta, va a rapire tu a mamma, va. Hai ragione che può essere papà, se no noi, vai via. Ma passato guai, che mi fa? Sì, è marito, ma già fanno a casa. Si è felice, l'ha già fa fornuto. E Don Giacchino, padrone casa. Buongiorno. Ma non c'è, come sta? Gemma. Don Pasquale non ci sta? Ma signor, ancora sa da ritirare. Ma sono che 5 mancano quarti e chissà ancora sa da ritirare. Ancora sa da ritirare. E va bene. E Don Felice, manca ci sta? Non ancora. Ah, sentite, ma io mi scassirate, io non posso venire continuamente. Io tengo gli affari miei da fare. Dite ai vostri mariti che mi pavassero, altrimenti ci inquadriamo seriamente. Avanza 5 giorni e non voglio più aspettare. Questi sono affari che a noi non ci interessano. Rivolgetevi a chi ha firmato l'affitto. E vabbè, l'affitto l'ha firmato Don Pasquale, ma voi sempre qui state a casa. E che c'è? Sempre Don Pasquale va da poco. Ma la c'è, voi avete sentito?
Va varria pagato un Pasquale sempre che voi aveste avuto fiducia rissa. Ma visto che non aveste fiducia e voleste voi garante, di conseguenza il garante paga. Oh, garante, da pensare per me per un figlio che tena. Caspita, tu cura assai a chi lo vogliono fai senza camisa. Abbastanza quello che faccio per essa. In fondo non è figlia a me, è figlia della prima moglie. Ossia, avere la moglie. Oh, da c'è. State zitta perché mi fai passare nuoia. No, Anna Luisa. Oh, vai, oh, passino. Oh, non c'è. Oh, vai, oh, passino. No. Oh, vai, oh, passino. Passino. Oh, passino. Oh! Cavolo, non ci passa a dire! Ecco bella fitta la facetta, ma vedi un po'! Oh, Giacchi, scusate se facciamo sti chiacchiere innanzi a buchi. Ma a me come importa le fatte vostre? Sentite, io è l'ultima volta che sono venuto qua, anzi voi, mo mi sento qua e qua faccio scura volta. E quando viene, mi addarisce chi è che mi ha da parte, altrimenti mi avvalgo dei diritti che mi accorda la legge. Prima e seconda citazione, sentenza e poi sequestro. Sequestro tutto, mobili, tavole, sedie. Chi si stanno conciate in sta maniera, ma vedono un po' propicia aveva capitale, proprio. Onna Concetto, quando viene un marito vostro mi avete spiegato quando dice che le parole che avete detto. Va bene, vi facciamo spiegare. No, perché sapete come con me? Voi siete vecchio e io con voi non mi voglio mettere. Oh, non importa che sono vecchio, quando volete parlare, parliamo. Va bene, e stasera parliamo. E ti avviso che se chi l'uma mozzi e marito ti si mette con mezzo, sto pesando! Sto pesante! Tu non hai mai fatto niente, non fai che Dai, mamma. Ma voi venite a rosso ste vestipate stuai. Chi lo povero guaglione fai camminare senza una camisa. Non già chi? Che non è avere moglie. Avere moglie non è morta, stanno spartuta a 6 anni. La concema che me ne importi, sto pensando ai 5 passate me. E papà non sapeva ancora. Mamma, io tengo fame. Babbo, tiene fa. Ma come già fa? Pozzo mai vicino a Don Giacchino e ci va a dire Don Giacchi, prestatemi 5 lire, domani ve le do. Non c'è niente, sono sceso con 2 centesimi in da sacca. Babbo, questo non sa da dire. E ma va a fare una tupigna. Ma pigli sti due non so. Tu sopra. Tu veramente, vai in da cucina, vieni da caurare e fa volere l'acqua. Io vengo a pressa. Non ti preoccupare. Porto mezzo ruote le maccheroni solo per tutte e due. 2 costate, uno per te e un altro per me. Non ti preoccupare. E ci mangiamo tutte cose a faccia allora. La faccia vostra. La faccia tua mamma, ma vedi un uomo che c'è, che disperazione. Ma come fanno chi stanno racendo 10 lire? Chi si stanno conciati in sta maniera? Beh, tutto sommato, c'hanno avanzato loro. Se non mi pagano per finire questo mese, e mi hanno sequestro e poi sfratto. Ma guarda qua, seggi spagliato, mobile rotto. Ma non lo so, come si può innanzi a così? Che disperazione da sta casa. C'è permesso bellezza mia, Non c'è chi, e voi che fate qua bellezza mia? Sono venuto perché avanti 5 giorni a Rica Landomene che si fitta nel suo quartiere mio. Ma piuttosto voi che ci facete il cangotto. Lo volete sapere? E io ve lo dico bellezza mia. Ma posto che non dite niente a nessuno, e specialmente a papà bellezza mia. Ma non vi preoccupate proprio. Dovete sapere che io amo pazzamente la figlia di Pasquale. Chi? La figlia di Pasquale. Chi? Ah già chi ha Piero Pasquale. Ah, non Pasquale! Pupella, una vera pupatella. E per quella giovane bellezza mia farei qualunque cosa. Ditemi una cosa, papà come state? In pace o in urto? In urto bellezza mia, sempre in urto. 2 mesi fa mi pigliai 1500 franchi in da scrivania e me ne andai. Lui non disse niente, solamente che mo non mi vuole ricevere più in casa. Avete detto niente. No, ma quello fa così, poi le passa. Sempre così facciamo, bellezza mia. Appena mi servono i denaro, io me li piglio e me ne pago. Poi
Poi, quando li ho finiti, o per mezzo di mia sorella, o per qualcuno che mette per lo mezzo, ci faccio pace, avete capito? Mo per esempio, mi sono rimasto 4 soldi in da sacco. Rimane assolutamente a già fa pace con papà, bellezza mia. Mo ditemi una cosa. E se rimane papà fotos e non può fare pace, poi come facete a mangiare, bellezza mia? Va pace, io ne sono sicuro, bellezza mia. Là ci sta mia sorella con una bacchetta. E poi papà è ricco. L'inglese, quando morì, lascio tutto a lui. Inglese. Come inglese? A tu sei un po' cuoco, bellezza mia. Perché papà era cuoco? Ma perché non lo sapete? Ah, Papà fino a 3 anni fa ha fatto il cuoco, sì. E io ci ho fatto 3 anni, 4 quiz. è stato 3 anni impiegato come ministro delle finanze. Stava con un inglese ricchissimo, il quale, non tenendo parenti, non tenendo a nessuno, bellezza mia, lascio tutto a lui. Sì, mi pare da 300.000 lire in su, sì. Voleva bene con me padre, quelli stavano a 25 anni là e capite, senza parenti, ha preso tutto papà. Avete capito? Una bella fortuna. Sì. E mica è finita qua, bellezza mia. Oltre poi di questa fortuna, bellezza mia, papà tiene la figlia, mia sorella Gemma, che è la prima ballerina del San Carlo, bellezza mia. E ogni stagione piglia dalle 5-6.000 lire. E capirete, bellezza mia, andare a questi cacchi, non andare a fare. Oh, mi sembra giusto che pure voi vi pigliate qualcosa. Ma mi raccomando, bellezza mia, se vedete papà non dite niente. Non dubitate, anzi, rimane ma vi sta a vedere con vostro padre, si può accattare un quartino romi che tengo coppo. Se è così, nel discorso, vuol dire che ci mette una buona parola per voi. Brava, io vi ringrazio tanto, bellezza mia, vi ringrazio tanto. Stavano in messa che sta parte, non c'è chi non dite niente, non dite quanto è bello. Dove gli fanno sorpresa, non dite niente, non c'è chi non dite niente. Ha già allumato fuoco, oggi mi sa parato. Mi pare una mill'anni che viene mamma. Eccomi a te, bellezza mia. Issa, ma con me siete venuta così, tutta insieme. Ma che scuola se mi vedo come taglia. Ma perché, scusate, forse ne avete avuto dispiacere, bellezza mia? Ieri sera, quando vi ci siamo visti, io vi feci segno che stamattina sarei salito. Ah, se poi volete che me ne vada, bellezza mia. No, quando mai? È che issa saputo, non c'è chi viate per andare. Ma scusate. Quando una figliola sta sola, non è regolare che riceve un giovinotto, specialmente poi quando sua figliola non sta prevenendo. Perché sa c'è l'educazione e sa come sa da ricevere un giovinotto, non c'è chi viate per andare. Ma che educazione hai ricevere, bellezza mia, tu sai sempre bene. Dunque, io sono venuto per 2 cose, bellezza mia. Prima per sapere da quella tua boccuccia se mi ami veramente. E poi per parlare con mamma e con papà. Dunque, rispondimi sulla prima cosa, bellezza mia. Per la prima cosa, mi pare proprio che non ci sta nessuna difficoltà. Voi avete potuto vedere sì, vi voglio bene o no? Oh già, lo so. E mo' io ve ne voglio, perché a Gentise che volete parlare con mamma e con papà. Oh, quanto è bello quella pupella mia! E io ti ringrazio e farò tutto quello che vuoi tu, bellezza mia. Ma che è? Ma perché tieni questo vicino così pallido? Forse è la passione che tieni per me? O ti offrigi qualche altra cosa? Parla, bellezza mia. No, vedete, è che sto non sembra così. E voi talmente la faccia bianca da che tengo, si credono che io sono malato, mentre io sto benissimo, sì, è vero, non c'è chi che sto buona. Ah, sì, sicuro. Oh, Luigi, che la guaglione si muore di fame. Ah, mamma, e chiudo a fare un pigno per portare un maccherone e una custata. Vuoi che dire, bellezza mia? Oh, Ma no, come sì. che l'angioletto si muore di fame? Si muore di fame. Guardate, io tengo 4 soldi in da E sacca. che volete a me? Dicevo, vabbè, se non tengo soldi, tengo credito per tutte le trattorie di Napoli, sì. Ma sapete che faccio, bellezza mia? Ma faccio venire un bel pranzo per 4 persone. Spaghetti, carne, pollo, pesce, tutto. Non c'è chi? Che la guaglione non sa da morire di fame, bellezza mia. Questo significa avere cuore. Ah, mamma, siete venuta? E che parte? Ha già trovato l'agenzia chiusa. Mamma Vieni mia. pure qua. E come si fa? Zitta, lascia stare che un bello giovane che va pazzo per me. Signora rispettabile, bellezza mia. Signora, se mi trovate in casa vostra è stato perché io amo immensamente vostra figlia e che essendo assicurata che lei pure mi ama, io, senza perdere tempo, vi dico che la voglio sposare. Signore, questa vostra sollecitazione nel parlare mi gonfia di gioia e di condoglianza. Io, come
pensare altro. Ma al di fuori di me c'è pure anche il patro, che sarebbe il suo genitore. Ma sono sicuro che anche egli, quando sentirà questa cosa, ne avrà molta giubilazione. La ragazza avesse molta roba da portare in dote, ma per le troppe disgrazie capitanate al padre non possiede neanche il corriere. Come la vedete, così la scrivete. Ma nella nostra casa però non trovate altro che buone viscere e disonore. Ma già chi? Qui ha notizia. Ha fatto proprio una bella parlata. Me ne sono accorto pure io, bellezza mia. Signore, scusate, bellezza mia, ma io non voglio niente, io voglio solamente la ragazza. Tornate domani così parlate pure col padre. Va bene, allora senza meno, venga, senza meno. Venite senza me. Oh, Jackie, mi manca uno l'autoata. E che ne faccio? Ma facciamo una cosa, mo c'ho domani. Ora non c'è, sentite a me, chi se figlia una di me chi? Ma li devo combinare, voi avete vendonnetti. E come papà, non c'è che sarebbe una fortuna. Ma ti manca uno, l'avete buttata? No signora, ha già trovato l'agenzia chiusa. Pure questa. Oh Luigi, non l'ha buttata, ha trovato l'agenzia chiusa e non ha potuto fare. Scusa anche bacca, se non me ne dico come facevano che si chiama bellezza mia. Vabbè, poi ci manda tutto così, eh. Signora, allora vi mettete? Ci vediamo domani? Vengo domani? Ma venite senza me. Ma va bene, bellezza mia, allora non venga. Vi aspettiamo. Certamente. E Jackie, voi ve ne calate? No, e come me ne cala? Io aspetto a chi lì là, io lo mando a papà. Jackie, amici, non vi ricaricate, domani vi pago io, bellezza mia. Sicuro? Qua la mano. Vabbè. Donna Concè, allora io me ne vado, salutatemi tanto a Don Pasquale. E come veniate? Non volete aspettare più. Faccio una cosa, vengo tra un mese, tra 2 mesi, tra 3 mesi. Donna Concè, arrivederci. Arrivederci. Bellezza mia, eh? Ciao, bellezza mia. E buon appetito, bellezza mia, buon appetito. Buon appetito. Grazie. Buon appetito. Grazie, grazie. E tanto stiamo anche a speranza di mangiare. Mamma, ma come lo fare sto giovinotto? Dici la verità? Non c'è male, è un simpatico giovinotto. Poi, belli mamma, basta che tu ti vai in questa pezzendaria. Non c'è chi, ma è che mio figlio è un amico suo ricchissimo. E pure a Rio Cielo che facesse veramente. Acqua non ce ne sta. E mi pare che l'avete vista. E come si fa senza acqua? Io tendo sete. E già ti avevo a tirare. Non ho sapito che si è detto il palazzo di festa. Oh, sazza. Ma ieri ci sono chiuso 3 volte. Potessi avere la compiacenza di ciò che vuoi voi. E io oggi non mi fido. Mi fa male il pietto. E a me mi fa male la capo. Mi dispiace. Ma che si può così niente? Con pietto ci vuole poche carta su una parte. E per capo ci vuole una presa di tabacco. Facite 5-6 stornose. Scatarrato. E poi passa. Io non c'è bisogno di scatarrato voi. Ma io sono buona. A me a capo non mi fa male. E noi pure stiamo buone, ma l'acqua non vogliamo tirare. Vedi questi spiriti. Pare che sia così tu non ne avete. Significa che quando vi voi, bevo pure io. Io per me non tengo sempre. Io manca. Io tengo fame, ma che cassetta. A corare sarà pure con lei. Che bella aria fresca. Ma pare una millana che viene felicella. Ma già mi hanno accattato. Mi zucchi le salsicce. Una bella lattuga. Un bello piezzo di pane e un quarto di vino buono. Ma già consolato. Mamma, mo che viene papà e porta il denaro, avevamo accattato 3 custate d'annetto, una ruota le lisce per fare un tortiere e 2 litri di vino buono. Ci avevamo arretriato. Faccia che non ho paura. Fronne srasa mia, fronne srasa, collera ancora per me non ce ne trasa. Chi stai certo papà? Mamma mia che bella cosa! Papà, cacciate l'aria! Papà, è movito! Vediamo, cacciate l'aria! Ha già accattato 3 custate l'annetto, un ruolo delle luci che fanno e 2 litri di caffè, papà, cacciate l'aria! Ma caccia,
figlia mia, caccia, sto camminando stamattina, non ho potuto accucciare un centesimo. Tengo 2 soldi in la sala, pure papà lì, è nato a Francesco. E ma come facevi? Questa povera guaglione che te ne fanno? Te ne fanno, veramente, io pensavo a me facevo trovare 4 maccheroni, no? E come te facevi trovare? Perché mi è rimasto qualcosa tu stamattina? E ho vero che non ti è rimasto dietro, ma volendo che se ne fatto tanto, potevo pure fare un pugno dietro. C'era bisogno che mo dicevi tu. Sono giunta e ho trovato l'agenzia chiusa. Mamma, che le ride? E si capisce, moronna Luisella. Avevi ragione di ridere perché tu aspettavi a padre per mangiare. E io aspettavo a marito, ma senza sapere che questo non è mai stato né padre e né marito. È stato sempre sfaticato. Uè, se avevamo a cominciare la solita storia è meglio che mo dici, perché io si muore e me ne vado. Oh. E non è basta la vita che faccio la mattina a sera, mamma mia. E poi una Luisella non potesse pure farmi ridere. Perché quando stiamo a ridere noi potremmo ridere assai in coppia e spalla soia. Voi ride in coppia e spalle mie. Io dove ne pezzonduna. Pezzendure sì, ma onesti, che non sono Oh, là. Pasca, ma vada a come parla, perché sennò che le non ha fatto a mi piare tutto faccia a te. Oh, ne, tu sei femmina e io con te non mi posso mettere, hai capito? È inutile che insisti. E puoi sentere tu sti parole. Fa capatoia, perché se non avessi giocata, se non ti fosse piaciuto vino, allora in modo di stare ancora pure che sarà stato. Te ne arrivi ancora la bottega Ehi. salassatora. E che l'hanno chiuso per causa mia la bottega. Sono stati i medici che ci hanno rovinato. Non più salassi, non più salassi, non vi togliete più il sangue. E ci hanno fatti sotto in coppa a noi pure, hai capito? E quando sentono una morte repentina, mi credono con un solo sano sangue. Oh, ma scusa, sapete che è morto così ci ho avuto caro, veramente? E come è morto? È subito bene! Oh, ma scusa, che è? Ho sapete che è morto Gaetano Candeliere, veramente? E come è morto? È subito benone! Sì, se sa, la stavano sta morte non la faceva. Certo, lui sta morto non la potremmo mai fare. Ecco può morire subito, noi moriremo di pulezza. Ma mi dispiace solamente per questa povera creatura. E niente più. O sapunare è passato. Non sai. Policiello si è ritirato. Non ancora. Non ti preoccupare, figlia mia. Quello mi viene felice. Sicuramente porto qualcosa di soldi. Ma che fa? No, quando porto qualcosa di soldi, io mi faccio prestare. E tante volte ci faccio prestare a isso, raga, ma non mi piace il sapere. Tieni fammi assai. Assai, papà, assai. E lascia crescere e segni i soldi. Che poco fa è venuto un giacchino, o padrone casa, ma se ne è più. Io va, a non si piglia di 5 mensilità, 110 lire, la parola. Mamma mia. Questo deve essere felice. Tu preparato. È Peppeniello, figlio di Don Felice. Papà, battiti quanto vedi? Ma bene, l'ha lasciato, stavo cercando da voi. Ah, e beh, tu che sei così, che sta? Che da essere Don Pasquale, prima di tutto, memoria fa. Poi tu te lo cuore, sì. Stamattina che oggi fatto, Maremma, tu hai casa lì, guarda che ci fricciano i soldi che scendono. Scusa, Ma perché sono venuta a trovare un bar e io me l'ha accattato, se no che sto io una. e beh, poi che convidate, lo compare che ti ha fatto? Che tuo padre, che ti ha fatto a te? E per caso lo compare ha già avuto 2 cause da papà, Ah, e perché? perché mi aveva mandato a due signori con una lettera. Ah, Ha letto che me l'ha già messo in una sacca. Sono venuta a trovare compare, ma ha accattato il pizzo, 3 pizzi me l'ha già messo in una sacca con questa lettera. Quando sono venuta a trovare il signore, ha visto la lettera tutto macchiata in sogno e ha detto: ringello a quel porco di tuo padre che sta lì
che sti lettere la domandano un ipotecare come questo, non un signore come me. Ma scusi, per venire, le lettere allo stesso nei pizzi, per forza sono qualche attenzioni. Parate due cavs. Io t'avessi accisa, vuoi sa che ti dica, pardonate e va fatica perché non ti potevi imparare a mangiare più. Sì, signora. Sì, signora. Ho sapimma e non vi preoccupate che verremo seccatura. Ma vado a documentare, mi va bene, mi metto a faticare. Che soldi che mi dà, mi posso accattare pizza, casatielle e sciuscelle. Quasi quasi vengo anch'io insieme a te. Ma dimmi una cosa, ma la patata quanto viene? Ah, stanno aspettando. Noi stiamo aspettando. È stata fresca perché il stamattina non ha fatto neanche un soldo. Possibile? Oh, Madonna. Questo deve essere felice. Pupè, barato. Questo sicuramente è felice. Ma sicuro, quanto regalo aspetta, manca la legge. Don Felice. Scusi, buongiorno. Noi stavamo aspettando a te. Quando voi mangiate, io mangio dopo. Ma come che capito? Stiamo aspettando a te per comprare qualcosa. Io stamattina non ho potuto combinare niente. E aspettate a me, Pasquale. Ma come aspettate a me? I faccio per noi e aspettare con mano tu che aspettate a me. Avessi accucchiato lucentesima stamattina. Ma che ne sai, che ne sai, che ne sai? Fra l'altro poi, tu stai là, che? Dai a parlare. Avevo mandato a quel fedendone di Peppalina, ad un signore, a cercare qualcosa di soldi. La verità è un signore che conosco da anni. Quando ha già avuto bisogno, 2 lire, 1 lira, ma ha sempre dato qualcosa. Ma a Natale anche 10 lire. Addirittura. Ma come, chi le va? Ci porta una lettera tutta con qualche attenzione. E che sono state pizze, ma poi la soddisfazione me l'ha girato. E che soddisfazione mi date? Con le 3 pizze ha già fatto un morso. Ma lo fa con le Assoi. Non ne va. Ma io mi rispondo pure! La buona, ti preoccupare, quando è stasera Io te l'ho parliamo? fatto. Su, mettete su. Ma quando Pasquale non mi mandate, non mi fa fare, che già fai? Voglio vedere quello che fa, impara tu un mestiere, vedi che perché il caso non può stare, capite? Stai d'accordo perché sennò ti faccio fa la morte! Le sure si scarafuna. E tu vengo a volere per i suoi ma voi, non ti preoccupare! Quando è stasera parlo? Quando è stasera Parla rimane, parla. Io a quanto tempo me l'esse mise sotto. Ma voi a che mettete sotto? Ma si è fatto un cavalluccio. Ogni tanto la raminato, ogni tanto la mazziata, ma si è fatto un cane. Me ne vado, sì signore, ma vado a documentare. Se mi va bene, mi metto a faticare. Mi trovo un padrone che mi va bene. E cane non ci vengo più, mai più. Ma tu sai che fai schifo quando ti chiamo? Ma perché mi stavi già? Ha fatto compassione con la luce da io. Ha fatto buono che se ne è giunto, povero Macciarello, sempre maltrattato. Anna, con te, voi intrigate avrei fatto questo. Ma quando mai non è che se ne aiuta a documentare e si aiuta a mangiare di più quante mazzarotte in suppuletto. Invece tra noi che siamo proprio malamente combinato, Pasquale non si può fare più sta vita. Stamattina non hai scritto una lettera. Ma che cacchio vanno tutti quanti a scuola? Ma tu sei arrivato? Ma io da zappate, no, vanno a scuola. E chi scrivi? Perché ho fatto mio. Quale ho fatto? Ma nessuno vuole stare più sangue. Nessuno si salassa più. I medici ci hanno proprio rovinato, capito? Non salassatevi più, non più salassi, ci hanno fatti proprio sotto in conto. È una storia proprio. Voi sapete ricco,
rimane viene tu una camera, lo suppigna una puteca, basta che scegli a manca. Vabbè, non ti preoccupare, che se che E io stesso, o dico pure a te. non ci capite. Ah, per piacere, che cos'è? Mamma mia, ma chi va sta forza? Io non lo so, ma stai sentendo? Ah, mamma mia, che brutta cosa è la miseria, che brutta cosa. E vieni come ti a mettere, e spignami tutte le pigne che fa. No, Hai capito? Io sapevo, tutte le volte mettiamo in mezzo sti pigni. No, non luccio fedente e brillante, lo cusaiella così, che avevi 47 lire, l'avete pregato, pigliatore. E quando te il saputo che era un nero miserabile, no? Ma io la per saputo per da mangiare a te, capito? E se si voglio che aveva mangiato i pigni miei, non sei soggetto a te. E che si vuole? Vabbè, dove guarda, mi devi dire, te giuro, guarda, a risa che mi fa prestare a Pasqua. Vabbè, dai, non scherzare, no? Così per dire, va bene. Se adesso fanno un pignetirla, no? Non lo so, comunque tu volevi un pignano. E tu non solo cosa sopra, sto ancora a fare dell'angoppa. Questa? Felice? Allora, io sapevo, tutti i giorni la stessa storia. Allora, già fa. Felice, vai allo sciacquettiere che sta alla cantonata. Lo sciacquettiere che sta alla cantonata. Ma non mi senti bene? Felice, i pizzicani, il salumiere. O Casantuono! Il bottegone. E tu ci hai sciacquettiato, per essere venuta una cosa no. Ti fai dare 1,5 kg di spaghetti. Felice, non ti farà la pasta grossa. La Pasqua mi piace, ma guarda pure la qualità della pasta. No, perché io la pasta grossa non la digerisco. Pasqua, tu alleggerisci pure i conti contrabbassi. Vabbè, lasciamo andare. Poi fai una bella boatta di pomodoro. No, perché io spaghetti mi mangio belli pieni di sugo, un guacciato. Ebbene, lo sughillo come facciamo? Con la salsiccia? Sì, con la salsiccia. Ti fai dare 1 chilo di salsiccia. Poi non ti farà che rilassandire, quelle là già fatte. Vedi, quello c'ha la macchinetta di tagliare, piglia la penna, la mette dentro, te le fa davanti a te. Chiaro? Oh, e poi rimani asciutto. Vogliamo fare una bella padellata di uova? Una bella... Allora pigli 10 uova. Tu le uova tue te le mangi? Sì, dai. Vedi, assicurati che siano fresche. Le agiti, se sono fresche le pigli, se no desisti. Oh, niente più, un po' di frutta secca. Poi ti fai dare 5 lire in contanti. 5 lire in contanti. Vai dal cantoniere che sta di fronte. Dici, qua mi manda Don Pasquale il salassatore, vai proprio a nome mio. Vi date 2 litri di vino frizzante di Gragnano. Farì, assicurati che sia frizzante, tu lo assaggi, se è frizzante lo prendi, se no desisti. E poi niente più, passando per il tabacchino ti fai dare 2 sigari, uno per te e uno per me, e il resto me lo porti, no? Pasqua, per curiosità così, per mia scienza, ma che dite ci sta un soprabito dell'imperatore? Che c'è il soprabito dell'imperatore? Che c'è? Qua dentro ci sta il soprabito di quando ho sposato mia moglie Concetta. Ma non chiamo faccio, mica io, piace. O soprabito, conosco buono, o soprabito quando ti è sposata a Concetta. Tieni lui un po' in culo che sta, e ci prende una mano. Ma mica io, per piacere. Io si va a due pizzicagni là, antonate, e ci cerca tutto che il meregno e monnezza, mica io. Io nemmeno ci posso dire perché tengo 2 coperte d'inverno. A me date una giacchetta mia un mese passato e mi hanno mangiato di più. Ma chi si deve a roba nostra? È permesso? Che era? Scusate, abita qui Don Pasquale? Vedo! Un marchesino! Una sedia per il marchesino! La migliore! Non c'è! Non c'è la migliore! Lasciate la sedia! No!
ci trovate in questa situazione. Per voi questa è una stalla, è una rimessa. Chi si lo ciuccio qua? Ma vedi? Dunque, come mai da queste parti? E papà, come sta papà? Bene, non c'è male, grazie. Oh padre, sto signore, è lo padrone di casa mia. A proposito, ti presento l'amico mio, Felice Ciosciamocca. Ma adesso pure la mamma, sono incastrato e qua non mi posso... sì, che la migliore è capitata a me, ecco qua. A servirvi qualunque cosa, disponete di me tutto quello che volete, una lettera, una roba, dite da me, la scrive. Vostro padre va sempre a pensare a tutte le ballerine, sì? Sempre. E poi con me fa il severo. Lo so. E mamma la marchesa morì, non è vero? Sì, oramai sono 4 anni. Perì la marchesa. La marchesa? Perì. Però. No, perì. La marchesa perì. Farì i muretti. E tu ci puretti, ma secondo me tu non sai buono, di una purezza. Ma così che vi possiamo servire? Che un po' dice questa visita? Don Pasquale, io ho bisogno di un favore che solo voi e vostra moglie mi potete fare. Volesse qualcosa di solito? E se ricordo che va bene, faccio fare la proposta, facciamo cuore là. Ma così parlate pure. Allora, ma veramente... No, potete parlare liberamente. Mi posso fidare? Felice fidatevi. più di un fratello e un amico. Fidatevi Un amico pure, fratello, fidatevi pure. Sono chi che non mi fica più la fame. Dunque, dovete sapere che io amo la figlia di un certo Gaetano Semmolone, detto fritto misto perché fino a 2 o 3 anni fa faceva il cuoco. Oh, che bella parola, Poi ereditò tutti i beni del suo padrone e adesso si fa dare l'eccellenza, il cavaliere, vuole fare il nobile, ma non sa né leggere né scrivere. Ma tiene un angelo di figlia, alla quale fin dalla tenera età fece studiare il ballo. Adesso è scritturata come prima ballerina a San Carlo. Sì, mi ama e vorrebbe sposarmi. Il padre si oppone. 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 Io ho detto il padre non vuole. Due volte è streppone. No, il padre non vuole. Il padre... Pasqua, tu non stai buono, di No, statemi a sentire, il padre vuole, anzi il padre dice che si deve sposare con un nobile. Scusate, voi non siete nobile. Sì, ma l'intoppo sapete qual è? È che sono i miei parenti che non acconsentirebbero mai a questo e matrimonio. allora sposatevi il cuore. Ma io scherzavo, sposatevi il cuore. Ma allora scusate, ma che sì? Allora non è il padre della ragazza, sono i parenti vostri che non vogliono. È così. Ma io sapete cosa avevo pensato? Gli ho detto, fatemi sposare lo stesso. Così mio padre, davanti al fatto compiuto, si doveva persuadere per forza. Ma lui sapete che ha detto? Che ha detto? Ha detto, allora entrerai in casa mia quando mi porterai qui tuo padre, il marchese Ottavio Favetti. Che signorone, che signorone. Vostra zia, la contessa del Pero. Che signorone, che E signorone. vostro zio, il principe di casa. Che signorone. Pasqua, tu sei un seccandone però, mamma mia. Devi sapere che questa qua è a crema la nobiltà, ma proprio che le coppa la nobiltà, Ho capito, come tu siamo che le sotto anni sei a scumma proprio. E che avete pensato di fare? Ma ora voi capirete come faccio io, povero giovane, ad andare dai miei nobili parenti e dirgli di venire in casa di un cuoco a parlare del mio matrimonio con la figlia che è pure ballerina. Ditemi voi se lo posso No, fare. è impossibile. Io mi scusassi un cuoco. Io in verità avevo pure risoluto di non pensarci più, ma che volete, io l'amo troppo. So già che non potrei dimenticarla. Sì, ma come avete pensato di concludere questa Pasquale, faccenda? e solo voi mi potete aiutare. Un'altra volta ho capito, però non ho capito come. Pasquale. Non vedo. Tu volessi scusare a te? Quindi è meglio che si sposa un uomo, scusa a me.
Don Pasqua, sentite a me, voi dovete diventare mio padre, il marchese Ottavio Favetti. Io... Sì, vostra moglie qui potrebbe diventare mia zia, la contessa del Pero, e qualche altro vostro amico. Ecco, non so, il signore, per esempio, potrebbe diventare mio zio, il principe di casa. E combinate che sapete? Faccio principe di Casanova. Casadore, che hai capito? Casadore, quando Casanova? Casanova. No. Ma che sì, guardate, ma non è possibile, eh. Quello sembra una cosa semplice, ma è facile abbordare, non è proprio cosa, perché qua se ne accorge noi rischiamo di pigliare un solenne pagliatone. E guardate che noi come costituzione fisica un solenne pagliatone non ce lo potremmo proprio permettere. No, assolutamente. Ma no, e dove trovar di meglio? Non vi preoccupate, faremo una bella finzione, vi presenterò io stesso in casa di Gemma. Il padre non se ne accorgerà, io lo conosco, quello è un asino. Appena penserà di avere dentro casa una famiglia tanto nobile, non capirà più niente dalla gioia e io avrò tutto il tempo di riuscire nel mio intento. State tranquilli. Come pensi? Lascia qui la mazziata. E che si può? Che ma fa ormai? Vabbè. Sì, vabbè, però scusate, io vorrei pure venire, ma come veniamo? Ah, sì, col vestito della domenica, mi raccomando. Non è per No, Ma che sì? Pasqua, Natale e Ferragosto. E va bene, non ti preoccupate, vorrà dire che pensa a tutto io. Vabbè, Proprio abiti tutto completo, scarpe, calzettine, maglielane. Accendere le Tutto quello di cui maglielane, avete bisogno faremo una Le bella maglielane si finzione. sentono, Ma però non si vede, ma quando noi si maglielane. ma che sì, scusate, un'altra domanda. È vero che noi già veniamo mangiati? Sì, sempre. Perché quando lo facciamo? No, Casomai ci dovesse venire un po' di appetito, là diciamo sì. Lì starete benissimo, non vi preoccupate, mangerete, berrete. Chissà per quanti giorni. A pranzo, per esempio, brodino, cannelloni, pasta al forno, ragù, spaghetti, carne, pesce, pollo, tacchino, dolci, paste, frolle, vini. Ma che si ferma! Ma che si? E poi facete vendere rubate di famiglia. No, chi non ha finito di mangiare, se sente tutti i vecchi. Mangiare. Dobbiamo andare lontano? No, è qui vicino, ecco qua. Ho il suo biglietto da visita, qualche parte. Ecco qua, ecco qua. Si tratta di un posto qui vicino. Ah, Cavaliere Gaetano Sermolò, è Cavaliere! Ma no, è un titolo che si è dato lui stesso. Riviene di chiaie 240. Ma proprio sta qua vicino proprio. Quattro passi. Sì, vabbè, noi... Vabbè, poi ci illuminate voi. Sì. Non vi preoccupate, vi dirò qualsiasi cosa, tutto quello di cui avete bisogno. Adesso se permettete, io andrei a scrivere un bigliettino alla mia fidanzata così gli spiego qualsiasi cosa. Sì, Va bene, Ma allora siamo io d'accordo così. papà, e io non so niente. Ah, bene, ma che sì, scusate, a mia figlia dove la lascio? Dove un personaggio pure per lei? Ma adesso ci penso un attimo. Sì, mia zia ha una figlia, mia cugina. Ecco, la signorina potrebbe essere la contessina del Pero. Allora ripetiamo un momento. Sì. I soffavetti. Sì. E io chi sono? Voi siete mia zia, la contessa del Pero. Questa è La contessina. il Voi siete principe il di principe di Casanova. casa. Favetta a Casanova. Marchesi, scusate, quando vi dico una cosa. Dite, signore. Questo signore che deve essere vostro zio non vi ha detto che tiene una moglie, la quale sono io. Non mi avesse saputa pure a me, non vi pare? No, signora, mi dispiace, ma non si può fare. Eh sì, perché mia zia, la principessa di casa, è gravemente ammalata. È più di un anno che non esce di casa. Malattia di petto, lo sanno tutti. No, mi Poi è dispiace. malata, lo sai, tutta pure a te, ma è malata, può darsi che va a casa, la trova morta, può fare morta, la cipolla secchia, non si può. Scusate, non vi vogliamo distogliere Vabbè. L'unico pensiero è il maglielano, ci tengo. No, Feli, non si vedono le magliette, non si vedono. Allora siamo d'accordo. Siamo d'accordo, ma così. Don Pasquale. Ma che vi devo dire? Voi siete tutto il mio sangue, lo sangue è mia moglie, lo sangue è mia figlia, lo sangue è Don Pasquale, sono io che vi ringrazio. Don Pasquale, grazie.
grazie. Ma che sì, prego, prego, prego. Grazie, grazie, grazie. Mira che questa vita non va fino a fazione. Perciò rimane mio con mia mettere, ma spigna, ma tutto cosa. Oh, mamma mia, ma come già fa? Ma basta con questi pigli, basta! Che quando ci conosciuto a te, sono andato in miseria. Mo diceva mia moglie Bettina, mo diceva che tu mi avresti portato a cattiva strada. Certo che lo diceva, mogliere. Certo. Ma vada come parla, non parla male di mia moglie, capivi che come Perché dice? si la che fa? No, non devo ammettere, capito? Per piacere, stai calma, stai calma. Non devo ammettere, mo diceva, io sono stato un dannato. Guarda, ma mi faccio questa lasciata. Da modo, famiglia, non mi viene. Sì, che lo faceva contessa, che la te faceva contessina, o marchesa, o principe, e che rimaneva servallo. Ma non devo dire buttare, che mi fa? Non c'è spazio per Quando te. si va bene a nonna si fa tutte cose, non ce ne Tu non mi hai parlato con me, capito? Mamma mia. Io non mi voglio proprio appicciare con te perché non voglio sporcare in mano. No, sporcate il stimone, fammi vedere. Oggetto, non ti mischiare. Oggetto, non ti mettere con quando sto io davanti non devi parlare. Hai capito? Se no ti mi Capisci? Quando ci sta l'uomo, da rispondere all'uomo. E perché non mi stai già? Ma non è mai, sta già scumando i sangue. Guarda che bellino! Guarda che bellino! Vedi, in questo
stato là, a che l'età, povero guaglione, va trovando fa un servitore per mangiare. Ma dimmi una cosa, per venire. Ma tu, amica non fa fare come un cantuscio? Ha fatto compare a pato, ma io sono compariella. E si la mangiare a capo? Sì, signora, ha detto, va là, che chi era buona casa perché si sta vicino, se l'amico mi ha stretto. Parla questo, non mi arriva. Fino a un certo punto però può venire la mia. Io mica sono un padrone. Ma per le prime che dice? Se si dopo fa sta, bene. E se no che già fa, vuol dire che te ne vai. Dove me ne vado? E dove vado? Dove c'è insieme mare fama? E non è curioso che sta. Ma poi intanto mi fa pure compassione, no? Ma tu dimmi una cosa. Ma lo dire lo guarda. La mamma la no, no. E tengo. Ma è come se non mi tenesse. E perché? Perché stanno più risperati di me. A casa dice, ma New York sì, New York no. Ah, hai già capito, hai già capito. Ma poi non è che mamma del padre ti avesse da strillare perché stai lontano dalla casa e vai facendo un servitore. A chi? Chi l'hanno detto? Va là, per chi è una buona casa per te. Impara un altro. Perché noi non ti potremmo dare da mangiare. Ah, brava, così hanno detto. Chi che bello padre e che bella mamma, Catina. E per niente, non ti preoccupare. Oggi in poi mi prenderò io cura di te. Dimmi un po', che ti andai sta mappa dentro? Ho vestito il servitore che mi ha regalato un Ah, compare. buono. Ma intanto mo comincia. Ah, mo dico che a me figlia. A questo padrone poi non posso, ha da tenere per forza. Per prendere, se andiamo buffo, tu se vuoi rimanere in questa casa, devi dire che io ti sono padre. Quando il padrone dà un mando, vicinanza a te, che te? Tu devi rispondere, me padre eccellenza, hai capito? Voi bastate che mi facete mangiare, vi chiamo pure mamma. Ognuno ti dà un mando, tu devi dire sempre che mi sei figlia, capito? Tu sei una bestia, capito? Tu la devi smettere, perché ti sono crediti, sei una bestia, la devi smettere. Tu li affetti, la devi smettere. La voglio mettere da passato, va bene? Guarda che sto cretino io, la voglio mettere. Tu non fai sul fatto che tu la voglio mettere io. Dimmi, Eccellenza, ma che sta? Vici, tu stai che mi fai venire sto momozzi e pozzuolo. A me piace, appena che scappa quella cosa là. Subito, eccellenza, subito. C'è da fare la bestia, signor. Ma che ci fa, Qui, ma ti dà dando confidenza, cretino, ma da morire. Fuori! Fuori! Avevo piacere, no, cretino, la vuoi smettere? Fuori! Bis! Oh, cretino, ma te ne faccio io, bis, vai, imbecille, vai. Oh, bis, ci fa la festa. Sì, ma come stai mettere l'ambioncello? Io ci ho pigliato tutte cose e camele, vicino. E ogni cosa e camele, ma costate 5 soldi. E dopo che mi costava 5 lire, ma a me che mi prende. Sono tutte robe spese buone, solo perché la figlia mia oggi è l'anniversario della sua nascita. E lo devo solennizzare come si deve. E chi non mi paga sono soldi che miei? Chi lo sono soldi dei suoi? Che la povera voglio? Se guadagni che mia. Ma io sì, anche te qui da poco mi vedevo una cosa, mi devi credere, è stato un successo esagerato. Ma essa sta viva mamma e Angela Rosa, quanto bella lo voleva. Scusate signore, è come Marchesini Eugenio qui che facite? A me mi pare che la signorina vuole veramente bene assai. Ma quando mai vicino lo buffet? No, chi non vuole scendere a tutto quanto che stava scusando? Dice, non lo fa perché non mi porta gente a capo. Dice, io ieri ho chiamato e l'ho detto, sentite Marchesini, voi t'hanno mettito per in casa mia quando porterete qua papà. Anzi, o zii e tutti i parenti vostri. E davanti a me vi devono dare il consenso a questo matrimonio, altrimenti non ce lo dite più qua perché c'è un guidamma. E io se che rispondete? Ma è rimasto come lo pare con le se ne giù. E intanto, ma come si fa? Non lo so. Beh, eccellenza. Dici. E che mi ha fatto? Non lo so. Non potremmo fare niente, vicino. Non potremmo fare niente, non potremmo fare. È una boccata di Dio. È una boccata di Dio. È una boccata di Dio, perché la... Ma, no. Dimmi. No, non so più che cosa fare, è la verità. Ma scusate, Dici. No, ma che porta io sono... Ma è successo qualcosa, Ma vicino, non è dimmi. successo niente. No, eccellenza, io veramente sto... Vicino, non sto capendo, ma... Vincenzo, dimmi, ma è successo qualche cosa? Mi devi dire qualche cosa? Eccellenza. Dimmi.
Dimmi, vicino. Ah, Vicenza, a proposito di eccellenza, tu mi dici sempre, tu mi chiami sempre eccellenza. Viene prima il titolo e poi l'eccellenza. Quando ti chiamo e ti dico, Vicenzo, tu hai fatto la tale cosa, tu mi rispondi, sì, cavaliere eccellenza. Hai capito, vicino? Sì, ho capito. Benissimo. Sì, cavaliere eccellenza, ho capito. Ah, Cavaliere no, eccellenza, permettetemi, vi voglio dire una cosa. Dimmi. Le posso dire? Certo. Peppaniere, vieni un momento a casa. Saluto il signore, vieni a casa. Servo vostro, eccellenza. No, ma chi è sto creatura? Questo creatura, cavaliere eccellenza, è mio figlio. Io veramente non so proprio a tuo agio a tenere. O volesse tenere con me. Però, se vostra eccellenza lo consente, però, io facessi staccare. Voi facete poco un servitore pure a esso, lo date una cosarella e un magnà. Ah, che decide? Va bene. Dunque, tu sei figlio a Vicenza. Sì, signorissimo e padre. Oh, è logico. Sì, ti figlio figliaisti del padre a te. Vicenzo, ma tu non dicesti che non eri insulato? Sì, io non sono consulata, ma è come se lo fossi, capitemi. Sì, oggi capito. Allora, siete venuti vicino, noi lo possiamo tenere qua, lo teniamo a servitù, gli diamo pure una 10 lire al mese, vabbè. Poi se si comporta bene, lo aumentiamo. Grazie, eccellenza, cavaliere, eccellenza. Benissimo. Non prima sa mano, signore. No, ma non dai, non fa così, che sono Vicenzo e padre a me. hai capito, ma non dici una vicino, però in queste condizioni non può stare, No. No, studi che stiamo No, stiamo cavaliere scherzando. eccellenza, non vi preoccupate. Io ci ho già fatto questi di servitore, sì, lo tenete in testa la padella, non vi preoccupate. Benissimo, allora tu vuoi a destra, poi ci fatto una bella cosa vicino, ultima fuori un giardino, di fronte all'entrata, vicino a Casciabanco. Vicino volessimo mettere la coppa a Casciabanco. Cavaliere eccellenza, così mi passa la gesso. Allora mettiamo vicino a Casciabanco, come se fossero all'estero. Sì. Vabbè, Sì. vabbè, vieni qua. Dunque, tu quando ti chiami? Peppaniello. Benissimo. Tienimelo poco Peppaniello e qui sta il campanello. Va bene? Un tocco. Viene la cameriera di mia figlia. A te non ti interessa, non ti muove, non te ne importa proprio. Va bene? 2 tocchi. Andate, cavaliere eccellenza. Non è stato mai preciso con mamma. Ti t'ha chiamata. 2 tocchi, eccellenza. Uno, cavaliere buono. Batte. Cretino, cammina. Quel cretino ride. Noi a chi non ci sta a lei, suono là ci cacciamo. Devo Perdonate, mandare. cavaliere eccellenza, chi viene un po' scemo. Sì, portati là a casa, scemo, porta. Dunque, per finire, stavamo dicendo, 2 tocchi, o viene trovato, o il lato animale anfibi che mo se ne è andato. Va bene? Poi, 1, 2, 3 tocchi. Tieni tu e mi dici comandante cavaliere eccellenza. Va bene? Sì, cavaliere eccellenza, ha capito, non vi preoccupate, un guaglione tiene talento. Va bene. Non vi preoccupate. Andiamo per finire, andiamo a Permettete, cavaliere eccellenza. Chiate. Vicenzo e padre a me. Un guaglione, ma la pigliate per subito a me. Oh, niente di me. Prego. Oh, Niente. grazie. Ma Signor senti Pepe. per un'altra volta, Voi non disturbate mai, voi siete il padrone di questa casa. Grazie. Come state? Non c'è male, e a voi non c'è domanda, è vero, eh? Sempre svelta, sempre allegro. Che ci volete fare? Io non sto mai di cattivo umore. Mai. Bravo, per 100 anni è sempre così. Grazie. Ma quanti fiori? Immagino siano tutti per vostra figlia Gemma. Niente di me, quello c'è l'anno avversario della sua nascita. Volete dire anniversario, volete dire? Vabbè, così è anniversario. Oggi compie 18 anni. Oh, 18 anni. Che bella età! L'età dei fiori, dell'allegria, l'età degli amori. Lui l'ho ribattuto da parecchio 18 anni e lui, Io 18 anni ce li ho qua, io 18 anni. E anche voi avete mandato dei bei fiori, abbiamo Certo, letto certo. il biglietto. Sì, sicuramente. E la signorina Gemma non c'è? No, è uscito con la carrozza, trica poco, trica. Non capisco. Trica poco, trica. Mi dispiace, non comprendo. Ve l'hanno preso, poi. Allora, se non mi dispiace la voglio attendere perché personalmente le voglio fare i miei auguri e poi vorrei omaggiarla con un piccolo dono. Un anellino, un pensierino per la cara Gemma.
un anellino. Che l'anellone e ci stanno tutto brillando a cavogliata. Sì, è una B tutta brillanti, la B di Bebè, il mio pseudonimo. Ah già, Bebè, il vostro pseudonimo. Scusate, signor Bebè, ma perché non ci volete dire come vi chiamate? Oh, scusate, ma a voi cosa vi interessa? Io mi chiamo Bebè, per voi sono il signor Bebè e basta. Come volete voi? Signor Bebè, Dite. vicinato, io così. Io con soddisfazione. Oh, bello, uno spettacolo bellissimo, bellissimo. Però ci fu un po' di contrasto all'inizio. Ma poi la sinistra vinse, sì. Pure io lo notai. Avete notato? Che le sinistre stuccavano in mano, che le destre incrociavano. Che ci volete fare? Sono i partiti, mio caro. Perché tutte le poltrone a destra proteggono l'altra prima ballerina, Erminia Pac, sapete capito? Niente di me, hanno mettere la pacca con mia figlia. Sì, ce ne vanno pacca se con mia figlia. Per carità, non c'è paragone. Ma cosa ci volete fare? Sono i partiti. In più poi ci sono i capi partiti. Io ad esempio no, sono il capo partito della sinistra. E se domani, ma dico così giusto per parlare, se domani volessi subissare vostra figlia, io la subisso. Ma che non mia figlia te non l'ha? No, il pubblico a queste cose non ci bada. Io domani mi metto in testa di fischiare vostra figlia. Io la fischio. Ma dico per dire. Signor Bebè, è la stessa cosa, no? Che io domani. Voi, dopo che avete fischiato mia figlia a teatro, mi aspetto voi e vi faccio un po' di adoro. No, ma dico per dire. Ma che c'entra? Ma voi non lo fate perché siete signori. È ovvio. Io vi ho portato un paragone per farvi capire di cosa sono capaci certi capi partiti. E io vi ho portato un paragone per farvi capire di che cosa sono capaci i padri delle ballerine che vengono fischiate. Come volete voi. Signor Bebè. Dite. Oggi è l'anniversario della nascita di mia figlia, siamo soli e lei. Anniversario. Vi dispiacerebbe restare a pranzo con noi? Quest'oggi mi dispiace, ma quest'oggi non posso, un altro impegno. Comunque, se vi fa piacere, questa sera verrò a prendere un caffè da voi. Voi siete il padrone di casa, non vi preoccupate. Grazie. Ora, signor Bebè, chiedo scusa, ma da stamattina non ho fatto che mettere fiori, appendere cose, cameli. Bravo. Mi sento un poco disordinato, devo fare un poco di toletta. Permettete? Oh, certo, attendete. È da stamattina che io vado avanti e indietro, non trovo poche ricette, vi dovete credere. Ho capito. E quindi vorrei andare a fare un poco di toletta. Certo, attendete. Ma mi dovete dire qualche cosa? Io? No. E voi dite attendete. No, attendete alle vostre faccende, andate. Attendete come una giaini? Sì. Quindi attendete che la scusate. Servitevi pure, guardate un po', guarda. Ma che strano tipo. Ma per forza vuole sapere come mi chiamo? E già, dovrei essere pazzo a dire il mio vero nome a lui. Se mio fratello è il principe di Casador e mia sorella la contessa del Pero venissero a sapere che frequento la casa di una ballerina, sarebbe la fine, sarebbe. Se non avessi speso più di un milioncino con queste ragazze, oggi non dovrei dare conto a nessuno. E invece no, dipendo. Oh, Gemma, ora mi nascondo. Vieni, Bettina. Ma questa veramente è una perfino piace me ne ha regalato uno. Guarda qua, Bettina, fiori dappertutto. Vemo che me ne faccio di tutti questi fiori. Signorina mia, l'hanno che me l'ha avvisato una settimana prima che i fiori non ne volete, sentite a me. Sì. Vediamo questo chi è. Alfredo del Cane. Questo è quel baroncino, quell'antipatico, non gli diamo retta. Signori, guardate qua che belle rose. Venite a vedere, sono proprio belle, tutte rosa. Aurelio Friché. Questo è quel nobile molto corto, vedete quanto è curioso. Anzi, deve mettere 4 cuscini sulla poltrona e poi si siede. Vediamo questo. Il signor Bebè. Mi avete chiamato? Voi stavate qua? Sì, stavo qua, tesoruccio mio. Sono venuto ad augurarti tutte le felicità che il tuo buon cuore desidera. Anch'io stamattina ho voluto inviarti dei fiori, ma poi personalmente vi prego di accettare questo ricordo che conserverete come semplice dono del signor Bebè. Bravo, carino. Carino? È una B tutta brillanti. Una B. Bettina Nicolino.
Ah, signorina Gemma, se voi foste meno crudele con me, quante cose potrei fare per voi. Perché vi giuro che in vita mia non ho mai amato nessuno come amo voi. Ma sapete che questa notte non ho potuto dormire pensandovi? Sono soletto nel letto, dicevo, chissà se mi accorderà una sola parola di speranza. Parola di speranza che non ho mai potuto ottenere, ma non so perché. Ma scusate, signore, io credo di essere stata abbastanza chiara. Sì. Siete voi che volete perdere tempo. Sì. Quando siete venuto qua la prima volta, vi ricordate? Mi avete detto tante belle parole, mi avete fatto tante belle promesse, senza mai parlare della cosa più importante. Io ho subito capito. E che cosa vi ho risposto? Cosa? Caro signor Bebè, voi avete sbagliato. Io non voglio diventare quella che voi mi volete far diventare. Se proprio avete tutto questo affetto per me, allora sposatemi, perché questo è quello che desidero. Ma la parola sposatemi, che io vi ho ripetuto più di 200 volte, voi non parlate più. Ma musciata sana, chissà perché. Ma vedi, mia cara Gemma, io appartengo a una nobile famiglia. I miei nobili parenti non mi capirebbero. I vostri parenti, la vostra nobile famiglia, non vedrebbero bene questo matrimonio, perché io sono una ballerina. Ma siccome questa ballerina verrà solamente a chi le parlerà di matrimonio, allora, caro signor Bebè, scusate se vi dico che dovete battere la ritirata. E mi lasciate così, barbaramente, senza aggiungere altro. E che altro vi devo dire, signor Bebè? E vabbè, ci penserò e spero di farvi contenta, perché mi sarà impossibile dimenticarvi. Quest'oggi vostro padre voleva farmi pranzare qua, però per altri impegni non posso. Però ha talmente insistito per farmi prendere un caffè stasera che non ho potuto non accettare. Vi dispiacerò se verrò stasera? No, anzi, staremo allegri. Oh, grazie. Allora a questa sera, mia cara Gemma, a questa sera. Arrivederci. E col tempo ve ne accorgerete. Ci vuole calma e costanza. Io so il mio mestiere. Con permesso, a questa sera. Vedi questo quanto è curioso? A quell'età vuole fare ancora il giovinotto. Appena sente parlare di matrimonio se ne scappa. Ma basta, Bettina, il guardaporta mi ha consegnato un biglietto. Dice che devo giorno che ci vada stamattina. Vediamo che dice. Bettina, attenta che sta di papà. Rigidi, una vita a paura. Vado a guardare un po'. Cara Gemma, oggi presenterò a tuo padre la mia famiglia. E se la sorte ci sarà favorevole, se riuscirà la finzione saremo felici per sempre. Per ora non ti dico altro. Ama sempre il tuo Eugenio. Ma dove dice questo biglietto? Che cos'è questa finzione? Signori, quella che avevo fatto dice è stata accorta. Perché una figliola, quando meno so credere, può essere ingannata. Ma tu che dici, Bettina? Quello Eugenio va pazzo per me. Mio marito pure pazzo faceva per me. Poi quando mi sposai... Ma perché tu sei maritata? Da 8 anni. Mi sposai in un giovane del notaio, un certo Felice dello Sciammucchio. Dopo 2 anni di matrimonio ci siamo divisi. E perché? E che le si mise appresso una sarta. E perché la femmina fatti a casa sotto in gomma. Io la curai, le facetti un paliatone e poi me ne sono andata. Povera Bettina. E sono 6 anni che non lo vedo, come se fossi morta addirittura. Ma non mi dispiace questo, ma che la povera creatura che gli ho rimasta e lui non mi ha mai voluto far vedere. Ma qualche giorno va a biscarne, mararissima, ha da scontare tutto quello che mi ha fatto. Bene. Gemma! Luigino. Mannaggia a te, ma come devi stare 1500 franchi da scrivania? E sono finiti, bellezza mia! Non tengo mancano soldi più. E ma come che vuoi? Chi il papà non deve avere più? Papà, e adesso è papà, bellezza mia? E stare in camera sua. Vedi, ci facessi, si viene a chiappa la numero immazzata. Gemma, tu mi devi fare un favore. Tu mi papà, faccio un papà, bellezza mia. Luigino, è impossibile, chi sta arrabbiato con te la mala maniera. Ma tu puoi fare tutto, bellezza mia. Anzi, vuoi vedere pure chi te ne prega? Anche sì, venite, bellezza mia, venite. Eugenio, e poi tu si trasura. Papà avevo dato ordine 90 volte non fa passare a me ne ma se riscordate noi giardini però un cancello si va aperto e ci siamo pizzati, bellezza mia. Insomma, che è sto biglietto? Che vuol dire questa finzione? Ho fatto tutto, Gemma. Giù c'è la mia famiglia in una carrozza chiusa, aspettano solo me per salire. La famiglia tua? Sì, è una famiglia
famiglia finta, sono 4 amici miei che fingeranno di essere i miei parenti. No, e se papà se ne accorge. Oh, è impossibile, quelli sono travestiti alla perfezione. E poi papà è un giudice, bellezza mia, si crede tutto cosa, è un baccalà. Ma perché hai fatto questo? Ma come perché? Ma per stare solo con te, per parlarti liberamente. Facciamo piano che puoi dare papà, bellezza mia, mi raccomando, facciamo piano piano, capito? Una cosa di macchiettino. Ma che si immagina mai, si non c'è fare i pezzetti. No, ma mantegno, Qui, io voglio papà, si con papà, si non vedi tutte cose, bellezza mia. penso io, Io voglio papà, si con papà, bellezza mia, ma che si qui? metti la tua una scusa. Ma che non ci sta nessuno. Ma proprio ci siamo ritirati, vostra figlia sta nella sua stanza. Benissimo, benissimo. Il signor Beppe ci ha buttato questo bello oggetto qua. I luvietti, il signor Beppe. E l'ha piaciuto? Ti è piaciuto? Insomma, che le può dare tanti oggetti, difficilmente qualcosa le piace. Ci vede che le può fare specie a mia figlia, ci vuole una anello così. La sorpresa mi è piaciuta, mi è piaciuta. Ma sorpresa. Mi sono tutto, sono da stamattina, cose e capelli, quale Avete sorpresa? ragione. Sì, ha fatto piacere assai. Sì. Permettete, signora eccellenza, io me ne vado. Però quello che ci voglio regalare non si immagina nessuno, non se lo immagina nessuno. C'ha già cantato una bella villa, goppo uomo, con un bello giardino gigantesco. C'ha già fa mettere una preta coppa e sopra scritto Villa Gemma. Oggi pure vi aspetto un momento, Una volta! Ma che sta succedendo? Proprio non però resta che Raggio Cavaliere. Perché sì, vi avevo piegato? Di far venire qui la mia famiglia. Ebbene, essi sono giù che aspettano me per entrare. Voi mi state dicendo? È possibilissimo, sono stati tali e tanti le mie preghiere che alla fine li ho convinti. Cavaliere, però vi raccomando, riceveteli come si deve. Ma che si già sto filando? Cavaliere, si tratta di mio padre, il marchese Ottavio Favetti, di mia zia, la contessa di Casador, e di mio zio, il principe di Casador. Ma vengono tutti quanti qua? Sicuro? Ma ci volesse ne quanta? È sicuro, la mia famiglia non saluta se non c'è il guanto. Cavaliere, mi raccomando. Meno male aspettate che trai. Come me. Mi raccomando. Vicino piano! Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Vicino piano! Stai guaglione! Stanno stellando da letto, piazza coppa. Vicino, palazzo reale si è trasferito a casa mia. Principe marchese, donne, che non Stanno sagliando già. Stanno sagliando tutti quanti qua. Come no, io sapevo. Vicino, fammi la cortesia, tutto metti a basso, non ti muovere, mettiti con mano la sentinella, preciso per ben sistemato. Cura a basso. Non fate a me, cavaliere eccellenza, non vi preoccupate, vado. Vai, mettiti a basso. Vieni a qua tu vieni a qua, vai. Fermo, non ti muovere, immobile, come la sentinella. Ferma, fammi vedere come stai fermo. Non respirare. Perfetto. Si vede questo lupo. Non date niente, fermo, immobile, non ti muovere, va bene? Mio padre, cavaliere, il marchese Ottavio Favetti. Mia zia, la contessa del Pero. Mia cugina, la contessina del Pero. E mio zio, il principe di Casador. Che tu
Illustrissimo signor Principe, l'onore che voi mi accordate quest'oggi mi fa diventare quasi scemo. Ed io mi sento veramente impotente, perché non posso degnamente contraccambiare. Basta. 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 Se io mi trovo... Basta. Se io mi trovo... Basta. Se io mi trovo... basta, Perché non ha raccolto il cappello e il bastone? Perché non hai raccolto il bastone? Mi dai di non mi muovere. Scusatemi. Prego. Seduto. Dunque voi siete il padre di quella ragazza che mio figlio dice si amava tanto? Sicuro. E gli posso assicurare che mia figlia gli porta un amore inqualificabile. Ci tiene proprio una grande passione. Questa è proprio una novità per me. Quando mai ballerine hanno la passione? Ballerina e passione non ci azzeccano pacchio. È vero, principe, che il ballerino e passione stanno agli opposti. Ma mia figlia è un'altra cosa. Quando la vedrete, che la conoscerete, sapete, direte. Ma che dice a quei così? Avete proprio una bella cosa. Io, pensando che a quest'amore mettevo quasi l'imponibile da parte vostra, ma vedendomi adesso circonciso da una famiglia tanto lustre e lustrata, io non posso fare altro che prendere mia figlia e buttarla in mezzo a voi. Amatela, compatitela, e a voi tenetemi sempre presente nel vostro cuore, Gaetano Semmolone sempre vostro. Napoli 27 gennaio 2006, aiuta Ettore. Se l'ha cavato bene il poveruno. Vi posso offrire un gelato? Biase! Cavaliere Eccellenza. Fai portare 5 gelati. Subito, Cavaliere Eccellenza. Signore, io in verità ero molto dubbioso per questo matrimonio, ma vedendo che mio figlio è vero e piangeva la mattina, e piangeva a mezzogiorno, e piangeva a pomeriggio, e piangeva la sera, e piangeva la notte, dissi tra me e me: contentiamolo sto ragazzo e non ne parliamo più. Oh via. Del resto egli tiene 600.000 lire di dote. 600.000 lire? Ma che cosa sono? Ma chi le ha viste mai? Come chi le ha viste mai? No, mio fratello il principe vuole dire che praticamente noi siamo sempre senza soldi. Sempre. E
No, perché Sì. noi usiamo gli check. Li conoscete? Allora io quando esco ogni check. Perché lo check così, quindi. Allora, vedendo che praticamente questo ragazzo si stava riducendo mezzo così, ci vedendo che questo ragazzo non ce la faceva più, no? Perché lui mi parlava sempre, allora insomma ci mettemmo tutti quanti intorno a una tavola e decidemmo di fare lo sposto. Sono la contessa qui presente, era diciamo un po' duretta, era un po' duretta. Sì, ma era molto tempo fa, Poi si è annullato, con 20 anni si è annullato questo. Io se ero duretta avevo 1000 canne di ragione. Sono belle canne che sto. Dunque, che ci passava per sopra il mio fratello il marchese Ottavio e l'altro mio fratello il principe di Cassarola. Casador, contessa, che cacchio? Casador! Va bene, Casador, ho sbagliato. Questa contessa sbaglia sempre i cognomi. Insomma, erano padroni di fare ciò che volevano. Ma io, la contessa del piede... Del pero, contessa, del pero! Ma scusate, principe, ma del pero lo dicono la plebaglia, noi altri nobili diciamo del piede. Ma che c'ho sempre chi lei un cognome? No, principe, scusate, ma non mi sembra che abbia ragione. Del pero, io dico proprio che lei mi zavi. Noi nobili diciamo del piede. E da chissà dove vengono così. Dunque, io la contessa del piede apparentata con una ballerina. Solamente questo mi faceva stare in attitudine di sospensione. Ma poi, vedendo che la ragazza aveva buoni principi e fini, ho detto, sia fatta la sua volontà. E io vi ringrazio con la faccia per terra. Ecco servito, cavaliere eccellenza. Ma che si vendete un gelato? Vendete un gelato? Sarà una cosa nobile, si fa utilizzare. E quando vediamo questa ragazza? Quando ce la fate conoscere? Subito, Biase, fai venire la signorina Gemma. Subito, cavaliere eccellenza. Quando la vedrete, un tipo di virtù e candore. E poi balla divinamente. Sì, io l'ho vista ballare poche volte, ma posso dire che balla meglio di quante ballerine ballano a Parigi. Principe, voi siete stato a Parigi. Ma chi so, vero fa? Ma voi scherzate? Ma io conosco più Parigi che Napoli. Fratello, quante volte sono stato a Parigi? Ma che la signorina? Vieni, figlia mia fortunata, figlia mia benedetta. Adesso ti presento ai tuoi nobili parenti. Lascia la mano al tuo nuovo padre. Bella ragazza. Ragazza Complimenti. frugosa, Complimenti, bravo. Aggabbate proprio. Che graziosa fanciulla. Fanciulla, contessa, fanciulla! Mamma mia! Hai visto i tuoi nobili parenti? Danno l'assenza a questo matrimonio. Sei contenta, figlia mia? E mi pare contentissima. Benissimo. E allora, Tutto a posto.
Tutto a posto? Sì, non c'è altro. Non c'è niente altro che posso Io direi che è tutto fatto. Sì, siamo Dopo il d'accordo. matrimonio di mio cugino, dovete pensare pure ad ammaritare me, altrimenti io parlo e scombino tutto. Che significa No, è una cosa sua. Ogni tanto dice, io scombino, ma perché ci piace? Che la contessina, Capite? Non vi preoccupate, contessina. Dopo mia figlia mariteremo anche voi, non vi preoccupate. la birichina. La bicchierina, la bicchierina. La birichina, ma stata zitta, Tutto a posto allora? Allora, abbiamo fatto i matrimoni. Abbiamo fatto il matrimonio. Dunque, signori, oggi è l'anniversario della nascita di mia figlia e io avevo dato al cuoco l'idea di fare un bel pranzo, un lauto pranzo. No, io non ti credo che no, io mettici buono, no. Ma uomo, stavate dicendo qualcosa? Veramente non so se posso permettermi. Ma dite. Io stavo dicendo che oggi è l'anniversario della nascita di mia figlia e io avrei tanto piacere. No, vi può dopo mangiare. Già lo so. Che cos'è? E non ci pensate solo. Ma mica vi ditelo. mangiamo, che cos'è? Veramente io vorrei avere il piacere di averlo a pranzo con me oggi. L'ha detto. Oh. Ha già fatto, Ma dove siamo capitati? Io non lo volevo. Dove siamo capitati? In che casa siamo capitati? Contessa, che ne dite? Fate voi, marchese. Principe, voi? Ma è una responsabilità lo so. troppo grande che mi pigli per tutta la famiglia, non mi aspettavo questa cosa. Accettiamo. Come sono contento! Non potete sapere come sono contento! Datemi licenza, vado in cucina, vado a avvisare i cuochi di preparare il pranzo perché è una famiglia nobile e sarà a pranzo con me! Io ho questa gioia nel cuore! Sono proprio una persona contenta! Scusate, ma veramente mi fa piacere che noi siamo a Ma voi non qua. potete sapere la gioia che ho nel cuore adesso! Avere 4 nobiloni come voi a tavola con me, per me è una gioia immensa! Solo per te. Buono, mi dirà bene, allora, se vi fa proprio piacere vuol dire che siamo pure domani. Anche dopo domani. Pure 4 giorni? Anche una settimana. 10 giorni. Un mese. 2 mesi. 6 mesi. 8 mesi. Un anno. 1 anno e mezzo. 2 anni. 2 anni. 2 anni. 2 anni, accotate. Ma che fate voi tu? Ma prorogabile. Vi ringrazio. Vado alla cucina. Andate. Grazie. 4 nobili in casa mia, che gioia, 4 nobili in casa mia. 2 anni. Ma che sei così? Tu sei viene così bella. Ma Prorogabile. noi ci facevamo un mutuo trentennale. Ma tutto quanto facevo. Don Pasquale, siete stati bravissimi. Bravi, che Da posto. solo mi raccomando di non esagerare. Come sono contenta, Gemma mia, come sono contenta. Signori miei, che bello. Vedo. Pupilla. E ci sta pure la madre, bellezza mia. Luigi, com'è che siete qua? Come sono qua? Io sono il padrone di casa, bellezza mia. Benone! Ma scusate, ma allora siete voi che avete combinato la missione, con piacere, bellezza mia. E questo vuol dire che saremo sempre insieme, pupilla mia, pupilla. Amico, io sono il padre. Ah, voi siete il padre? Benissimo. Io stamattina sono venuto a casa vostra, bellezza mia, ma non vi ho trovato. Sappiate che io amo immensamente vostra figlia e me la voglio sposare. Vabbè, ma non possiamo parlare di questo perché siamo impegnati, abbiamo una cosa seria da fare.
pace con papà, bellezza mia. Ti presenti a tavola, racconti una barzelletta e ci fai pace, però mo vattene. Oddio, quando mai? No, vi presentate a tavola dopo che abbiamo mangiato. Vuol dire che così farò, non c'è problema. Dopo, molto dopo. Date un po', ci vi rimanete un po'. E mi raccomando, Mamisa, e vi sto pregando, io sono il padre. Non ci capisco, voi siete padre. E io sono un giovane ricchissimo, bellezza mia, e posso fare la fortuna di vostra figlia. Ah, voi siete un giovane ricchissimo. Senti, bellezza mia. Voi siete quel giovane ricchissimo, bellezza mia. E chi se no? No, è perché io appunto stavo pensando Dite, che bellezza mia mia. figlia ci vorrebbe proprio un tale qua. E l'avete trovato, bellezza mia? Me ne sono accorto. Ma mi hanno fatto proprio così. Sì, mi avete fatto proprio così. Cioè, siete nati proprio così. Sono nato proprio così, bellezza mia, proprio così. Ma vediamo, bellezza mia, voi siete padre. Io sono un giovane ricchissimo. Ma che ti stiamo andando bene? Proprio contento. Ma poi noi abbiamo proprio quell'aria superiore Dobbiamo proprio, solo stare vero? attenti, te lo ripeto, a non esagerare, altrimenti No, papà non Gemma mi poi preoccupare. Non vi potrebbe preoccupate, accorgersi. papà. Ah, papà, ci penso io. Andiamo, su. Sì, andiamo. Andiamo. E secondo me non se ne può proprio durare, perché io come faccio la contessa, la faccio proprio a fondo. Ma proprio che mi doveva capitare dalla miseria nera a stare in una casa, ma com'è bello, guardate, ma com'è bello stare a fare il ricco. Tu tieni tutto cose, tieni bello, vestiti, magliolane, mutande, tutto tieni ricco. Sai che da fare, i poveri non dovrebbero proprio esistere, dovrebbero essere scancellati dalla faccia della terra. Tu sei povero, io pure ricco. Tu sei povero, e che cosa fa? Via, liberiamo il mondo da questi poveri. Guarda, io e Pasquale, sai quanto tempo ci avessero acceso? Fece bene, noi non mi avessi anche mia moglie Bettina, noi che mi cacciai a calcio in quella stanzetta lì, detto bene, non mi riconoscerebbe nemmeno. Che dici Bettina? Ah, adesso vuoi venire, vuoi fare pace? Ma te ne vai, mo? No, ma quando io? Pozza stai tasche che lanciano questo. Come fa? Che posso desiderare adesso? No, ti posso pensare la ricchezza e non mi viene voglia di niente. Perché dite tutto. 2 anni mangiato, tutto è così. No, un bel muttino. Questo sì, Comandate, eccellenza! Togliamo! E non lancio una bocchina! Perché ho sentito un tocco. A E me con un un tocco tocco mi è vengo sempre io. Mamma mia! Dunque, comandate. Non vi preoccupate, saggio tutto cosa, saggio che è tutta una finzione, sono dalla parte della signorina. Allora, siamo tutto cose. No. Bettina! Pericella, assassino, miserabile, sei tu! Ma anche se ti sei arrivato a facendo il broglio! Ma non sai, o non sai, zitto! Ah, mi sei capitato una roba sotto in mano, sei anni in dalla mogliera, senza crearsi più sei stata per viva e morte! E dove stavo, povero? Non Luca, ci sente! Non Luca, faccio un porta signorino, non faccio vicino di sì, Zitto! ma tu hai visto coltelluccio? Ma ci scemo, guarda là! Hai tirato un po' Luca! Indietro vai assa! Come ti permetti? Indietro! Fremmati! Io sono il principe di casa d'oro! Oh, principe del Cassarola, non stavi! Non ti permette che io chiamo aiuto, hai capito? Allontanati, donna! Guardate, cavaliere eccellente. Questo io ne chiamo! Zitto! E Pupiniello! Oh mia, come sei cresciuto, come ti sei fatto bello, mamma mia! Mi riconosci chi sono? Sono mamma tua, vieni qua a abbraccio! Perché? Quanto tempo! Vincenzo, chi sto figlio mio? Da 6 anni non lo vedevo!
portare che ti cambio giro e la faccia, scendi. Non ti scordare. Non dici, tu già te presto, che non mi fai giù la stamma lì. Ma tu lo chiamano Paccara, non se ne frega più. Come se avesse fatto chissà qua fatica. E mangiate e bevuto come un porco. Se te butto io il lunello, ma già buono. Montaronghi la lunella rinto puzza. La picchia lampioncello portano in due giardini, dopo ne gusta più. Solo si due, la già pigliamo. Hai a pigliare? Va, fa un prezzo, che chi lo sa, e il padrone mi fa pigliare un caffè in due giardini, Lo vicino? Lo vero, Simone. Ma io ho caffè un po' di mano. Mannaggia la mia mamma, da vedere là è come si è combinata. Cose pazze. Vicino, il giardino è pronto? Sì, comandate, cavaliere eccellente. Tutta a posto, pagata? Tutto a posto. E poi la mettono vicino da un coppo da un vicinoso che lasci. Immediatamente, cavaliere eccellenza. Diciamo che no. Hai già fatto una bella figura, vero? Diciamo che hanno rimasto capo quando hanno visto che tu sei un pizzo dorato. Mamma mia, che soddisfazione! Vicino, se poi qualcuno ti viene a dire che i nobili non mangiano, non ci credo! Non io vero! Che non sta mangiando qualche se vabbè, non te lo dico! La moglie non te ne fa, è una lupa! Mamma mia! Però ti devo dire la verità, c'è una soddisfazione, sono contento. Millana, cavaliere eccellente. Grazie. Io ci ho fatto pace con un figlio mio Luigi, quello si è presentato mentre stavamo mangiando, che aveva fame. Chi può sempre figlio vende, fatto buono. Certo, che le giuinotto io fa chic, poi si trova senza soldi e roba che già fa. Però, davanti a tutti quanti, ma va stata la mano due volte e ha detto papà non lo faccio più. Mo tengo la tua zia vicino. Durante il pranzo, se mi si è parlato tutto zittissimo a contessa, io ci ho detto, uomo che mo se ne accorge la contessa e ci inguidammo il pranzo. Per fortuna non se ne è accorto nessuno. Meno male. Mo va a aprire un mezzo cervino. Io va a pigliare un caffè, ma porto guardiere che sta. Va bene. Auguri! Povero Peppiniere, so tre ore che sta dormendo in coppolietto mio, e quante cose che mi ha raccontato, lo faceva sta senza camisa che l'assassina. Ah, montagne e montagne non si confrontano mai. E può darsi che a New York le chiste ci incontriamo e facciamo il conto nostro. Un momento, signora, un momento, signora. Non posso sentire ma che presso. No, voi vi dovete stare a sentire perché io sono vostro marito e avete molto... Marito, per favore, marito. Non ridete per piacere, non ridete perché mi fate intacchiare la levatura, Non ridete. Vi Parla dovete americano. ascoltare. Perché? Devi digerire lo champagne. Champagne. Io non ho bevuto e non ho mangiato tutta la serata. Sono stato là al tavolo e ho pianto tutta la serata. Non ci credete? Allora, cominciato. Datemi a sentire un momento. Tutto quello che mi dissero di me e di Luisello, calunnie. Era gente del quartiere che si indicava delle cose che non ci interessavano. È vero, qualche volta era andato di pomeriggio a casa sua a pigliare un tè. Alle 5 dice venite a prendere un tè e io ti pigliato un tè. Un giorno hanno pigliato un tè, un giorno hanno pigliato un tè, 3 tè hanno pigliato, questo è tutto. Ma sarebbe finito tutto. Se voi non mi venivate a scoprire davanti alle vostre discepoli mi facevate chi lo fedele dei mazziatori. Ma lo ricordo ancora. Tanto dello sconno che fu e me ne dovetti scappare per forza e giurai di non vedervi più. E mi pigliai a Pappaniello perché dissi, con Pappaniello sicuramente questa ritorna. Ma voi questo non l'avete fatto perché siete state cattive, ma avete lasciato a me Pappaniello e questo è tutto. Che bella discolpa, e che la povera creatura senza camisa. Ma come non fate passare la creatura senza camisa? Ma che faccia dice che si manco pote teneva la camisa medesima. E che bella cosa. Che bella schifezza. Ma io volessi sapere una cosa, ma perché Pappaniello ha detto che la vicinanza mi è fatta a me? Che c'ha sì? E che la povera creatura si moreva di fame. E allora è andato dal compare Michele e l'ha portato qua a sedere in questa casa. Ma certamente il padrone non l'aveva ripresa perché chi è una creatura poi. E così Don Vicenzo, essendo amico Michele, ha detto vabbè, vieni qua in questa casa e di che io ti sono padre. E ti faccio a Peppiniello, chiunque ti male, dite ti sono padre. E figlio a me, allora Bettina mia, si merita la verità, se mi hai detto tutta la verità, tu mi devi
ragazza di Don Siccome l'illustrissimo principe qua si crede che Peppiello è veramente figlio a te, racconta tu la verità, dillo perché ti chiamo padre. Così per spizio, ho sentito dire questa cosa. Illustrissimo, però mi raccomando, No, non dici niente a Don Gaetano, no, non sapete niente, niente. ma per l'amor del cielo, Principe. una curiosità di principe. Quel ragazzo Eh. stava abbandonata tutto quanto, solo in mezzo alla strada, e allora io che dovevo fare? Per farle andare a sentire in questa casa ho dovuto dire che era mio figlio. E vi assicuro, illustrissimo, che lo voglio veramente bene come mio figlio, perché sono merita, è una povera creatura. Solamente io volessi dicere due parole, un padre che lo voglio. Un padre. Ci volessi dire ne piezze in fa. Un padre. Galio! Un padre. Con quattro hai abbandonato a quella povera creatura. Tu sei un porco, Un padre. sei una carogna. Un padre. E vi giuro, principe, se solo mi rispondesse a mezza parola, passerei l'ultimo guai della vita mia. Io non va assassino. Un padre. La faccia solita. Ma già voluto sentire questi quattro male parola. Perché Bettina, il principe possa se credere che tu eri mia moglie. Esattamente. No, principe, Bettina non è niente. Bettina è una buona magliona, onesta e faticatora. Permettete, principe, permettete. Fate chi lo guaglione e non fa. Un padre. Bettina mi perdona, ma io non sapevo tutto questo, ma poi non voglio pagare a papà Sta dormendo, ti vedi questo mustaccio, dai, si mette a paura. No, io vedo senza asciugarli, ma mi hai perdonato, sì. Sì, ma come sei brutto quando chiami, non chiami. Ma che ne sta da gente, però che sta da gente? Vabbè, Io ti volevo bene, ti volevo bene. Abbiamo fatto pace, Abbiamo fatto pace, sicuro. Ma io posso mai credere che tutto insieme sto principe si è innamorato di Bettina? Oh, ma sicuro principe l'hai vista con l'occhio mia. Ne sono certo. Steva issa e Bettina. A sto pizzica, voi l'hai vestita. Come principe che in mano così diceva vicino a Bettina. Bettina mia, se è così, se dici la verità. E qual è sta verità? E che ne sa, cavaliere eccellenza. Però lo sospetto utente. Secondo me, Bettina diceva che io ero suo marito e Bettina invece diceva che non ero vero. E ma lo so giù. E chi lo sa, cavaliere eccellenza? Dici, questi non sono fatti che non ci interessa proprio. Tanto più che poi Bettina si può guidare con la principessa. Perché con principessa? Certamente, perciò io la gerita. E poi pure Bettina si può guidare con marito. Perché Bettina è sposata? Non sapete niente. No. Bettina è maritata, però si è spartuto con marito. Ah, ma queste sono cose che non hanno importanza. Tanto più che al momento è nata, pure hanno fatto con un principe. Ah, questo è sicuro, È sicuro. E poi tanto più che Bettina ne pure un figlio. Pure? Non E sapete? chi? No! Vi ricordate che tu voglio dire che mi hai portato a casa stamattina? Cottonino? Cottonino, figlio. Dici, ma non dici strano figlio a te? Ah, sì, è figlia mia. Però il padre è il marito di Bettina. Ma mi facendo perdere la capo! Ma tu, a Bettina che lo sei? No, non risolve niente. Un passato ci ha fatto amore, ma niente di importante. Vabbè. Non ti preoccupare, che non sono fatti una creatura e sti cose non ne dico a nessuno. Non ti preoccupare, non ti preoccupare proprio te ne puoi. Va a pigliare tazze e poi che ci prendiamo il caffè. Vai Vicenza, vai Vicenza, vai. Ma com'è possibile? Ma come un principe tutto insieme si innamora di Bettina. Ciao, chi l'ha mangiato? Ha avuto Roma lei. Quello per... Ma che avete fatto? Ci avete lasciato? Vedete, noi senza di voi siamo gente morta. E poi non è un atto legale abbandonare i convitti a tavola e non fare più la comparsa. Mamma mia, che balle baccalà, tanta zitta. Ma
Dove eravate finiti, Don Gaetano? Non volevamo fare un brindisi con voi. Ero andato a vedere se il giardino era tutto illuminato per bene, perché dopo prendiamo il caffè in giardino. Ah, bellissima idea, bellissima idea. E allora scusate, visto che dobbiamo andare in giardino, io mi avvio con la clandestina a vedere il giardino illuminato. Dopo ci andiamo tutti insieme, non c'è bisogno. Che la facciamo tutta in due giardini, che la posso appicciare. Ma mio fratello il principe, ove? Ove? A Uccidirla? A Provagnano? Mio fratello il principe, ove? E quando ove, scusate? Frate, ma non sto. E io pensavo che stiamo con voi. No, all'improvviso si è alzato da tavola e se n'è andato e non l'abbiamo visto più. Vuoi vedere che chi sta in la camera che mattina? Vuoi vedere? Scusatemi, intanto vado a prendere un fazzoletto, sto tutto sudato. Scusatemi, datemi 2 minuti di licenza. Prego, Dammi fate. Gemma mia, come sono felice! Tu bella mia, pure di questo cuore, ma va bene, bellezza mia. Sì, assai. Pasqualino, e tu non mi dici niente, anima dell'anima. Vado, tesoro, tu ci fa un costo. In la camera che bettina, io ci trovato un principe che accarezzava via tu, e ci diceva figlio mio. Ma si può sapere che figlio sto voglio? Scusatemi, ecco qua, tutto a posto. Allora, vogliamo andare a prendere il caffè in giardino? Andiamo pure. Prego, contessa. Cavaliere eccellenza, Dimmi, come c'è stata la principessa di casa? Mia zia, ma è impossibile! come? Ma che sì, vostra zia? Ma che vostra cognata? Ma su mamma là non me l'hai ammazzata, che vi devo dire? Non lo so. Ma siete sicuro che ci ha detto proprio così, la principessa di Casador? Ha detto la principessa di Casador. E sapessimo come stiamo inguaiate, non si fidava manchi di parlare, stava proprio male. Mi ci ha già domandato a chi volete. E lei ha detto, qua ci stanno i miei parenti nobili e ci sta il principe mio marito, perciò annunziateli. Vici, che ho fatto grave. Ma che ho fatto grave? Ma non è che non danno un polmone, non danno manco un po' che fegato. Ma secondo voi, per venire qua, qualcosa di grave è successo? L'andiamo a ricevere subito. Permettete, lo andiamo subito a ricevere, permettete. Ma che sì, levatici si panna a cuore perché stasera buscavo la State calmo, che vedrete che ci sarà sicuramente un equilibrio, non è possibile! Io tengo un'idea, bellezza mia. Io dicevo, fuitamente in giardino. E siete acquistato, sì, a così ci vedono con mia che stanno avanti, ci restano pure, Bellezza mia, quella è un'idea che mi era venuta, che non era buona. Sei molto bonita. Calma, vedrete che si risolve. Stai zitto. Ma sente scendere anche di che stasera. Vicino, prepara la poltrona alla principessa. Subito, bellezza mia, subito. Piano, principessa. Calmatevi, piano. È morto. Principessa, ma come vai? Voi che state tanto ammalata, venite fino a qua, ma che cosa è successo? Ma che sì? Quella è la moglie di Don Felice, respiro. Ma che sì? Baciate la mano a vostra zia. Ma che? Abbracciate vostra cognata. Ma che schifo i parienti che te ne vedi? Mamma mia. Cara cognata, come mai questa visita, Tutto sangue. Cara zia, ma perché avete fatto questo? Ci è sembrata proprio strana, cara cognata, questa vostra visita. Che la malatica tenete. Uscire di casa significa proprio abbreviarsi la vita. Guazza schiatta. No, proprio. Sì, cara cognata, avete ragione. Io non dovevo uscire. Ma sapete com'è? Mi sono vista sola, abbandonata da tutti. E ho detto, già che devo morire assolutamente, voglio morire tra le braccia del mio amato consorte, in mezzo ai miei dilettissimi
carissimi parenti. E tu la pure a casa amici. Sì, lo so. Voi non aspettate altro che la mia morte. Ma sapete come si dice? Morte desiderata non viene mai. È vero, questo è certo. Se voi aveste avuto un poco di affezione per me, potevate dire, povera principessa, che farà sola in casa? Noi qui ci divertiamo, beviamo, mangiamo e lei sta digiuna. Perché sì, ma voi state giuro la principessa? Ma no, quella fa sempre così. Cara zia, se state digiuna è perché il medico vi ha detto di stare così. Sì, lo so, ma io adesso mi sento un poco meglio. Mi ho mangiato 2 uova soda e un po' di torta. Ci ha mantenuto il liceo? Ma tanto per avere la forza di venire anche io qui e vedere la principessa, la sposina. E poi io voglio dire una cosa a mio marito, il principe. Ma dov'è? Dov'è che non lo vedo? Dov'è il principe? Perché sì, principe, chiedo scusa, quello forse sta in giardino perché io in giardino ho preparato una bella illuminazione e dopo prendiamo il caffè in giardino, sì. E andiamo in giardino a trovare il principe. Volete andare in giardino? E se quell'aria vi fa male? No, mi farà tanto bene. E poi io devo parlare con il principe. Quando mi vede il principe. Che l'aria c'è sta fa male? E quando buona, poi che bene buona. Io voglio che non muovo tu adesso, mamma! Principessa, bene, andiamo! Piano, perché le gambe mi fanno Giacomo. Che stellora! La diamo, papà! Che stellora che mi si abbaglia la vista. Le gambe mi iniziano a tremare. Mi viene l'affanno, la tosse. Ma sapete quando mi calmo? Quando vedo il principe. Andiamo a trovare il principe ed io mi calmo. Andiamo a trovare il principe. Piano piano. Ma venite da questa parte, venite da questa parte. Piano piano. Io devo parlare con il principe. Dov'è il principe? Don Pasquale, come ha fatto questa donna ad arrivare fino a qui? E probabilmente abbiamo messo i bigliettini sopra al tavolo e se le prese. Che cosa vorrà fare adesso? Cosa ha intenzione di sa, fare? sa solamente che stasera acchiappiamo una patente, Permettete che vada a vedere. Scusa, essa che c'è venuto? Ma io non ci capisco. Che c'è venuto a fare questo cazzo? Io non ci capisco. Scusa, ma ci fa avuto il sonno, che c'è venuto a fare? È venuto perché non è venuto. Amuceni, bellezza mia, bellezza mia, amuceni. Permesso? Ma non c'è nessuno. Eppure il servo mi aveva detto che stava qua. Ah, forse in giardino. Ehi, ma che bella illuminazione! E quanta bella gente! Eugenio, mio figlio. Quella donna farà scoprire tutto! Papà. Sì, Eugenio, vostro padre che vi viene a domandare cosa fate in questa casa. Eugenio, una delle due, o mettete in giudizio e ascoltate i consigli di vostro padre, oppure allontanatevi da Napoli e non fatevi più vedere. Voi sapete che per le disgrazie avute in borsa, vostro padre non ha più i mezzi di una volta. E oggi è la principessa che va da me e a voi. E se un domani appurasse la vita che fate, sarebbe un guaio per voi e per me. La vita che faccio? Ma perché che vita faccio io? Io amo una giovane ed onesta fanciulla e voglio sposarla e la sposerò. Parla della ballerina? Sicuro? Mai! Ho deciso di sposarla e la sposerò. Io, vostro padre, mi appongo. Mi appongo. Sposo e io la sposo. Vedremo chi la pinta. Io mi piace tuo principe, se no il principe, se no quello non si capa.
Oh, signor Bebè, voi state qua e nessuno mi ha avvisato, nessuno mi ha detto niente. Oh, ma che sì, vi presento il signor Bebè. Il signor Bebè? Sì, quello è un pesolonimo, lui viene qua e si vuole far chiamare signor Bebè. Ma voi vi interessa? No. E manca a me. Ma sentite, ditemi una cosa. Ah no, perché sì, un attimo mentre vi presento. Signor Bebè, vi presento il marchesino Eugenio Favetti, il fidanzato di mia figlia. Tanto piacere. Dunque, il signor Bebè viene spesso in questa casa? Ma che spesso? Qualche volta. No, viene spesso, viene spesso. Ma che spesso? Qualche volta. No, voi venite spesso. Spesso. Signor Bebè, voi non dovete dire bugie. Quello viene qua perché viene a fare lo spasimante di gente. Ma vi ha sentito che voi siete il fidanzato? Quello qua non ci viene più. Sicuro. Signor Bebè, voi non dovete dire più bugie, se no diventate un cattivo pesolonimo. Ma mi attuano uomo che ci fa morire lo sta. Ah, così voi siete il signor Bebè. Così voi venite spesso in questa casa, è vero? Eugenio, io sono un uomo, sono vostro padre e non devo dare conto a voi delle mie azioni. È giusto così, non so cosa rispondere, quindi me ne vado. Sì, ma permetterete però che io vada a raccontare tutto a mia zia. Sì che lo farò. Certo, gli racconterò tutto come fosse una favola, non gli farò certo i nomi. Gli dirò, vedete cara zia, vi è un giovane che ama una giovane ed onesta fanciulla e vorrebbe sposarla. Si presenta a casa della ragazza con il suo vero nome, tutto è pronto per il matrimonio, ma disgraziatamente il padre di questo giovane ama la stessa ragazza. Ma lui però non vuole sposarla e non può, perché i suoi nobili parenti si oppongono. E allora va in casa di questa ragazza sotto falso nome. E lì, incontrandovi il figlio, gli dice: io non devo dare conto a te delle mie azioni. E allora, cara zia, ditemi secondo voi chi è più onesto, il padre o il figlio? E va bene, vediamo di aggiustare questa cosa. Eugenio, volete sposare la ballerina? Certo, con il vostro consenso. Con il mio consenso mai. E allora vorrà dire che vado dalla zia e gli dirò tutto e gli farò nomi e cognomi. Tu assassino, vediamo di aggiustare la cosa. Principe, prima non ho potuto cercate per tutta la non ho potuto parlare di lei, ma perché c'è la pettina davanti. Tu sapete che mi piace quella giovane? E ce ne siamo accorti, ce ne siamo accorti. Mi accanto. Signor Principe, indovinate chi vi cerca? Chi mi cerca? Chi indovinate chi mi è venuto a trovare? Non so, chi mi è venuto a trovare? Chi vi cerca, chi mi è venuto a trovare? Niente un po' di meno qui? La principessa vostra moglie. Mia moglie? Come? E ma come faccio? E che ne faccio? No, dico, come faccio? No, voi ci dovete parlare, No, quando mai? No, quello non si calma la fanno, niente di meno. Quello sta pieno di dolore. Ci dovete parlare, sennò quello non muove il capo, state scherzando, principe. Niente di meno. Signor Bebè, scusatemi se oggi proprio non vi do retta, ma sapete com'è? Tengo il principe di casa qua. Principe di casa? Tengo un marchese Povetta che la va. E la contessa è bella. Un palazzo che ha 7 trasferita a casa mia. Scusatemi. Venite. Ma che significa? Sì, caro padre, venite, non vi preoccupate, vi spiegherò tutto, è una cosa divertentissima. Venite, caro zio. Ciao. Principe di casa, Salute. Principe di casa, il principe. Perché fai lo strunzo? Non fai una di loro. Anziché perché che faccio? Non sei pazzo. Ecco qua il principe. Marito caro. Ma come? Non sei morta ancora? No. Ma che piacere! Fatti abbracciare e dimmi qualche cosa. Oh, che piacere che sei viva ancora! Scusatemi signori, voi forse dovete parlare di cose di famiglia e quindi io sono soverchio e quindi datemi licenza di me ne vado. No, loro possono rimanere, sì, loro sono parenti. Certo, voi siete parenti, io non sono entrato ancora nella parentela, quando diventerò della parentela, resterò pure io a parlare con voi nobili, e adesso permettete. Prego. A quanto pare non avevi avuto piacere, che hai sono venuto qua.
capito? È venuto a fare un piacere a un amico, questo è tutto. Un piacere a È un piacere a un amico, Intanto mentre tu stai qua, mangiava e beviva e iste per una. Tutto quanto ce l'hanno su fatto che io mangiavo e bevevo, non ci capito? A te non ti potevo portare, va bene? Sono venuto stesso. Hai fatto pure, sta roba che l'ha già fatta prestare una signora e mi ha già presentato, va bene? Sì, hai fatto proprio bene, Però chi si sono prurite qua, abbiate pazienza, una luce. Sto prurite qua. State zitta, perché io come sto stamattina non so come mi ha fornire, capito? Poi non si trattava di un mese, si trattava di un pare di uno. E tu poi vive e mangiava, Chi sono pare giorni? Ma io me la già pigliato. Io me la già pigliato con questo assassino che mi arriva a te. Mamma mia! Mamma tutta quella che tengono me perché io me ne voglio. Maronna, tu hai sti figli, mamma mia! Guarda, è una cosa incredibile! Io ho visto che c'è cercata da votare a ma chi cacchio per Ma buona luce, però facciamoci una cosa, chissà, a parte che sono prurite qua, sono cose femminili, scusatemi tanto, non si fanno queste cose. No, è che... No, t'avviso! Dammi tutto gli anni, Ma chi mi dà? Ma chi mi dà 47 anni? Ma Bettino! Ah, mugliere! È armata! Sono niente 47 linee. E se capisci che non mi sono niente, io mi guadagno che fatica. Lui serve, va attento con buono si apre mai malamente. Chi? Chi? Ma non esiste proprio, tu faccia almeno un po' battesimo a te. O battesimo, perché io la musica! Lascia via Mangale! Cosa hai messo qua? Lascia via! No, l'avevano lasciato là sopra, ha detto pure a metà, come il figlino, capito? Non ci sta manco condono, non ci sta non ci sta vai, brava, signore, vai, che solo che si può fare. Perché certe cose una buona figliola non ne fa. Non è stata colpa mia, la colpa è stata sua che mi è venuta a ingannarmi purella. No, la colpa è tua che ti sei messa con la mensurata. Io? Ma una luce non mi permettete, è che va facendo questi imbrogli, noi! Ma per piacere, Stai facendo una guappa perché stai canco. No, io faccio pure a basse, capito? Ti faccio pure a basse. non va più, non piacere con mia da capire. Sandra! Mia moglie la tiene una corrente! Senti, ti assalti! State calmi, perché? Se ma che sta succedendo? Dove stanno? Lascio lavorare, dai! Alle belle principe! È caduto un baffo! Avete perso un baffo! A voi! Quando cade sotto la paura, è la nostra liscia che Acqua principe, acqua marchese, chissà sono quattro disperate. Una è Don Felice e Sciamocco scrivano, e chissà che Don Pasquale sarà stato. E voi siete rubiezze e battilocchio. Padre, un certo Don Eugenio che fa amore con la figlia vostra, ha fatto travestirsi quattro scema così, proprio fa un pupacchio. Dai, sono venuto io e ci scomigliato tutte cose. Battilocchio, che è venuto tutto cose. Chi lo facevo? Principe, che la da contessa, che la da contessa. Uè a te, rimane pure le 47 lire perché se no non ti acchiappa ti faccio una mazziata. Oh, principe, a marchese, a contessina, sciù, ma facciamo.
Che si dica che io sono un signore. Gemma, Ecco. ma è vero, è possibile tutto questo? Sì, Don Gaetano, perdonatemi, e ho fatto fare questa finzione perché amavo troppo vostra figlia. Ma adesso sono pronto a sposarla col consenso di mio padre qui presente. Signor Bebè. Sì, io. E perché lo facevi chiamare signor Bebè? È semplice, per venire in incognito in questa casa e vedere se Gemma era degna di mio figlio. Gemma è vera. Papà, è vero. E che ci dici? Allora sposatevi con la mia benedizione. Papà, scusate bellezza mia, visto che state benedendo, perché non benedite pure a noi, Io amo la contessina mi ama e ci vogliamo sposare. Aspetta, tu aspetta. La contessina chi è? Cominciamo a capire chi è. Mia figlia. E io sono la mamma. Ah, e tu avevi innamorato tutto insieme. Tutto insieme. Noi facevamo la nube se mia. Sì, da tanto tempo, bellezza mia, da tanto tempo. Ah, e vabbè, che devo dire? A gioia che ci maritate a mia figlia, mi faccio maritare pure a voi. A me mi dà la mia benedizione. Gaetano, scusate, visto che vi trovate benedicendo, benedicete pure a noi. Principe, voi che ci ha azzeccato, scusate, facetemi capire. Io poi faccio tua 30 camera che Bettina che parlavate, e dicevate, figlio mio, ma che è stata? Perché Bettina è mia moglie. Tu che state dicendo? Sì. Siamo divisi da 6 anni che non ci vedevamo e adesso per questa occasione ci siamo incontrati. A casa loro ci siamo incontrati. E perché dicevate figlio mio, a Poppaniello? Perché Poppaniello è una valida eccellenza. Io a chi lo creato come casa a fare un servitore da questa casa, anzi da dicere che io ero un padre. Tu hai capito? E che lo dici la zia di Roma faceva una tua lavorazione? Vicenza mi bada a me, hai capito? E facciamo che si ricorda. Come andate, cavaliere eccellenza? Ah, vieni qua, vieni vicino a me. Ma tu a chi sei figlia? Vicenza, mi parla. E chi le dice? Papà. Ah, Papà, sì, sono tuo padre, che fra la finta ricchezza e la vera miseria ha già passato un anno, un sacco di guai, ma sono contento lo stesso, basterà che questi guai miei hanno fatto ridere a voi e siamo tutti felici e contenti. per presentare l'ultimo rambollino della famiglia Giorgino. Che avete letto già che nome di Giorgino questa sera? Un'esagerazione, effettivamente. Allora, la tradizione di questa famiglia, che insomma tempo così lo perde facendo teatro, vabbè, l'abbiamo infettato pure ai più piccoli che ci
auguriamo possa continuare questa tradizione assieme ai vostri figli. Stasera sono presenti due baldi giovani, Imma, mia figlia, Imma Giorgina, e Giuseppe, che è il papà di questo stronzetto qua. E poi c'è il ritorno in scena di Mario Giorgina. E naturalmente a questo punto ve li devo presentare tutti quanti perché mi sembra ovvio, no? Allora, Carmine Lanzetta, i due, come vi chiamate? Non lo so. È la cosa, come ti chiami? Vincenzo Toppi e Zaccaria Di Maio.